da Giulio Cainarca. E ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di mercoledì 19 giugno. Guardiamo subito le prime pagine delle agenzie di stampa. Come al solito, Draghi ricarica il bazooka, scrive l'agenzia ANSA.it, e Trump commenta: avvantaggia l'Unione Europea. Non si capisce perché dovrebbe avvantaggiare chiunque altro. Il presidente della BCE al simposio delle banche centrali a Sintra. In Portogallo il quantitative easing ha ancora uno spazio considerevole, dice il presidente della Banca Centrale Europea Draghi. Conte, legittima prerogativa della BCE. Stati Uniti, Trump lancia la campagna 2020, tornato l'American Dream, siamo l'invidia del mondo, finiamo il lavoro iniziato, dice Trump, e attacca il Partito Democratico. Poi Ponte di Genova, impresa vicina alla Camorra, 2 arresti. E ancora, nel mondo una persona su 3 senza acqua potabile sicura. Rapporto Unicef, Organizzazione Mondiale della Sanità. Tornando all'Italia, Tria sotto assedio della Lega, titola l'agenzia ANSA. La manovra è mia, dice il Presidente del Consiglio Conte, duello su minibot e tasse. Poi vedremo l'intervista a Claudio Borghi Aquilini che apre il primo piano di Panorama con la verità. Comunque, duello su minibot e tasse, il Ministro dell'Economia considera i minibot illegali. Salvini commenta, vuol fare il Ministro, tagli le tasse. La prima prova di maturità per 500.000 studenti italiani vediamo anche cosa mette in primo piano la dnkronos.com a questo punto. ADN Kronos parla di maturità, di Platini rilasciato dopo l'arresto, vedremo qualche articolo e commento sul arresto dell'ex numero 10 della Juventus degli anni che furono, poi la classifica mondiale delle università, Politecnico di Milano nella top 150, Trump contro Draghi, e poi la cronaca: a Milano ingerisce cocaina, grave un bimbo. Agi.it, che cosa ci racconta? Primo piano con la foto di Salvini, cosa c'entra la flat tax di Salvini con quella di Trump? Quali sono i punti in comune? Quante tasse pagano le imprese statunitensi? Un po' di chiarezza su un tema sul quale c'è ancora molta confusione, scrive l'agenzia AGI. Durante una visita negli Stati Uniti, il ministro Salvini ha detto che la sua proposta si ispira, flat tax, al sistema di tassazione riformato dal presidente Donald Trump. Quali sono i punti in comune? La tassa piatta, che tanto piatta non è, bla bla bla. Staremo a vedere poi cosa ne partorirà l'Italia. A che punto è la partita sulla riforma delle autonomie? Il secondo titolo dell'agenzia Agi.it. I governatori leghisti a partire da Zaia scalpitano, ma Conte e Di Maio mettono i paletti. Poi c'è Zingaretti che prova a ricompattare il PD e poco altro. Andiamo quindi alla pagina Facebook di Matteo Salvini, salutando gli amici di scuola.net, la mia notte prima degli esami, il post di 9 ore fa, 2 minuti e 26. Un enorme in bocca al lupo a ragazze e ragazzi di tutta Italia impegnati da domani per la maturità. Con un po' di invidia vi dico, godetevi questi momenti, io pagherei ora per riviverli. Secondo post, viene liberata perché è incinta, ne abbiamo detto ieri, Madame Furto deruba un'invalida. Condannata a 25 anni di carcere, la Rom riesce a farla franca perché è incinta. Questa maledetta ladra, in carcere per 30 anni, messa in condizione di non avere più figli e i suoi poveri bimbi dati in adozione a famiglie per bene. Punto, scrive il ministro dell'Interno Salvini sulla sua pagina Facebook. E sempre dalla pagina Facebook di Matteo Salvini, in Italia, per quello che mi riguarda e col mio permesso, non arriva nessuno, possono mandare chi vogliono, ma barchini e barconi non sono i benvenuti. A me interessa che l'immigrazione sia sotto controllo e che si arrivi sul suolo italiano rispettando le regole. Punto. Poi l'assemblea di Confartigianato, dove Salvini ha ribadito l'impegno preso con gli italiani di abbassare le tasse. Per troppo tempo, scrive Salvini, abbiamo applicato le regole della precarietà, austerità, tagli imposti dall'Europa. Il debito è cresciuto di 650 miliardi in 10 anni. Per farlo diminuire occorre creare lavoro, gli italiani lavorano di più e meglio se le imprese pagano meno tasse. Soltanto così l'Italia riparte. E sempre dal primo piano della bacheca Facebook di Matteo Salvini, perdono e insultano il popolo sardo, roba da matti. Ieri sul Fatto Quotidiano il commento: Sardegna eletto il primo sindaco leghista, la cosa strana è che con tutte quelle pecore sia successo soltanto ora.
Felice e orgoglioso della fiducia ricevuta in Sardegna, dove i sindaci sostenuti dalla Lega hanno vinto anche a Cagliari e ad Alghero. Ai rosiconi soltanto bacioni. E in quanto alla ormai stucchevole polemica sul rosario di Salvini, l'affidamento alla Madonna, penso che i segni cristiani siano belli in privato e in pubblico. Noi abbiamo quasi smarrito l'identità cristiana e se qualcuno ce la ricorda, ben venga. Sono le parole del vescovo pro Salvini sui migranti, il presule Michele Crociata, il quale in una lunga intervista alla Fede Quotidiana ha pronunciato appunto queste parole. Oltre tanti ecclesiastici che hanno criticato Salvini, ce n'è uno, Michele Crociata, appunto, che ritiene che i simboli cristiani siano belli prescindendo dalla circostanza in cui vengono mostrati. Il fatto che il ministro dell'Interno rammenti l'identità religiosa della nostra nazione, del vecchio continente, è poco criticabile, dice Crociata. E intanto, sempre dalla pagina Facebook di Matteo Salvini, diamo uno sguardo anche all'altro post, appena rientrato dalla missione a Washington, e poi la diretta da Roma dagli amici di Confartigianato. Sono 21 minuti. A Washington ho avuto la conferma di quanto l'Italia e il nostro governo siano apprezzati dall'amministrazione Trump. Il nostro paese ambisce al ruolo di primo, più solido, più credibile partner degli Stati Uniti nell'Unione Europea. Volere è potere, scrive Matteo Salvini. E sempre dalla pagina Facebook un ricordo dello splendido incontro avuto con il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence, orgoglioso di tornare a Roma con un'Italia apprezzata e protagonista nel mondo. Che scrive Di Maio sulla sua pagina Facebook: ragazze e ragazzi, anche lui sulla maturità, questa notte prima degli esami godetevela, fate quel che ritenete più opportuno per affrontare nel migliore dei modi questo bel momento della vostra vita. È sempre un piacere parlare con questi ragazzi, la passione che mettono nel loro progetto è contagiosa. Ci vediamo alla prossima. Scuola.net. Scuola.net è il sito che piace molto sia a Salvini che a Di Maio. E sempre dalla pagina Facebook di Di Maio: in Portogallo un lavoratore non può prendere meno di 650 euro al mese, in Spagna non meno di 826. Nel Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Irlanda e Lussemburgo un lavoratore non può prendere meno di 1.000 euro al mese. In Italia ci sono lavoratori sotto contratto che non arrivano a 500 euro al mese. Vi sembra normale? Non si capisce perché nelle ultime 24 ore qualcuno abbia alzato un muro contro la nostra proposta sul salario minimo, che fissa la nostra soglia ad almeno 9 euro lordi all'ora per ogni lavoratore, circa 1.200 euro netti al mese. Tutto si può rivedere e aggiustare, ma non attacchi preventivi. Sono curioso di sapere, scrive Di Maio, quanto guadagnano questi grandi pensatori che puntano il dito contro una proposta che non ci siamo nemmeno inventati noi. È presente in ben 22 paesi. Vogliono alzare lo scontro, come su quota 100? Lo facessero. I loro muri ci dicono che la nostra proposta è buona, vuol dire che fa bene all'economia reale piuttosto che alle banche. Quel che non capisco è l'atteggiamento di alcuni sindacati, per i quali ho un messaggio chiaro: non abbiate paura, se l'obiettivo è la tutela dei lavoratori possiamo lavorare insieme, se invece lo scopo è remare contro per partito preso, allora non ci stiamo. Un lavoratore e una lavoratrice devono potersi alzare la mattina e sentirsi motivati e felici di ricevere una retribuzione giusta che permetta loro di progettare qualcosa di importante nella vita. Chi oggi in Italia prende 3 o 4 euro all'ora è costretto a sopravvivere, non si diverte a essere sottopagato. Andiamo avanti, e come? Siamo stati eletti per pensare al paese, non per difendere il nostro orticello come qualcun altro. Parallelamente al salario minimo porteremo in legge di bilancio una proposta sulla riduzione del cuneo fiscale che presenteremo nei prossimi giorni. Meno tasse alle imprese, stipendi più alti, così torniamo a correre a crescere. Chi vuole partecipare al cambiamento e condividere questa visione e dare il suo contributo, da sindacati a imprenditori a stakeholder, è benvenuto. Chi si vuol mettere di traverso a prescindere sappia che non indietreggeremo di un millimetro, dice il vice premier Di Maio, che poi era ieri sera in diretta con gli amici di Scuola.net con la K per la maturità. L'intervento anche di Di Maio all'Assemblea Nazionale di Confartigianato, sono altri 18 minuti, e poi l'intervista alla Verità che abbiamo visto ieri. Questo per quanto riguarda le pagine Facebook. Adesso andiamo ai quotidiani di oggi, come al solito, e un attimo solo, amici miei, perché dobbiamo
registrare la telecamera. La telecamera. Ci arriviamo, probabilmente, eccola, con molta calma, perché era saltata la corrente stamattina. Eccoci qua, l'abbiamo fatto in diretta, come il bello della diretta impone. Allora andiamo al Corriere della Sera, prima pagina su Trump che ora attacca l'Europa, Draghi apre a nuovi aiuti per l'economia europea, il presidente americano invece lamenta la concorrenza sleale, Conte e dice subiamo la guerra dei dazi. Sui mini bot è scontro Salvini-Tria, il vice premier dice senza alternative si fanno. Poi c'è il commento di Massimo Franco su Donald e Matteo, nozze di interesse, le strategie incrociate appunto di Matteo Salvini, forte in Italia, isolato in Europa, che si appiattisce sulla Casa Bianca di Donald Trump, presentandosi come una specie di Boris Johnson del Mediterraneo. E ha ragione stamattina Travaglio che dice ma come, questi non erano la longa manus di Putin? Non erano gli emissari di Putin? Adesso sono diventati i servi di Trump, a partire da Salvini. Di spalla abbiamo invece Michel Platini, ex presidente della UEFA e giocatore della Juventus, 62 anni. L'ex campione di calcio è stato fermato dalla polizia per l'inchiesta sull'assegnazione del Mondiale 2022 in Qatar, che ha parecchi interessi in Francia e non solo. Ipotesi di corruzione privata, associazione criminale, abuso d'ufficio, rilasciato nella notte. Angela Merkel invece è stata colta da tremore, paura durante la parata, ha tremato per alcuni minuti. Ieri Angela Merkel è apparsa malferma sulle gambe durante la visita a Berlino del presidente dell'Ucraina. Forse una crisi di disidratazione, ha detto la stessa cancelliera tedesca. Invece, tornando a Roma, si sono presentati in poco più di 3.000 dei quasi 9.000 attesi alla fiera. Erano gli aspiranti navigator per sostenere il primo dei 6 turni di selezione. In totale saranno circa 50.000 i candidati per i 2.980 posti a disposizione. E poi un'inchiesta su finti medici e pazienti, furti facili in ospedale, rubano apparecchi diagnostici. E questi sono i titoli di prima pagina del Corriere della Sera. Corriere della Sera, nel quale andiamo subito al primo piano, un primo piano dedicato a Draghi, nuovi aiuti all'economia, ma Trump parla di concorrenza sleale, l'accusa via Twitter. La BCE dice che la flessione dell'euro, l'euro debole, non è il nostro obiettivo. Parlando a Portogallo, a Sintra, il presidente della BCE Draghi aveva segnalato che la BCE sta studiando nuove misure di stimolo per contrastare l'economia incerta dell'Eurozona e la bassa inflazione. Sui mercati le parole hanno deprezzato l'euro rispetto al dollaro, il che non è piaciuto al presidente degli Stati Uniti Trump, il quale è ricorso a Twitter per accusare Draghi di manipolare scorrettamente i cambi a favore delle esportazioni europee e a scapito di quelle degli Stati Uniti. Draghi ha respinto le accuse, abbiamo il nostro mandato che è quello di stabilità dei prezzi. Siamo pronti a utilizzare tutti gli strumenti necessari per adempiere a questo mandato. Non miriamo al tasso di cambio, ha detto Draghi. A proposito di Draghi, vediamo subito anche l'intervista di Luca Telese su Panorama a Claudio Borghi Aquilini. Caro Draghi, i mini bot non sono nuova moneta. Ha contro il presidente della BCE, l'Europa, gli imprenditori e la politica al completo, ma Claudio Borghi, ideatore dei discussi crediti fiscali, non ci sta e dice li inseriremo nella prossima manovra. Questa settimana proviamo a spiegare la guerra dei mini bot. Il mio primo video sui mini bot è del 2012. Dice Borghi Aquilini a Panorama. Un anno prima il primo articolo era apparso nel 2011 su Il Giornale. L'unica differenza è che ancora non avevo immaginato l'aspetto. La prima intervista sui mini bot di Telese nel 2016, oggi ne parla il governatore della BCE. Abbiamo spiegato al Paese per quale motivo sarebbero un'ottima soluzione a un grande problema: pagare subito tutti i debiti che lo Stato ha con i suoi cittadini. È un'emergenza per evitare la follia di chi fallisce pur avendo crediti. Draghi denuncia i mini bot come grave pericolo. Per vocazione, dice Borghi Aquilini,
Sono come Mr. Wolf di Pulp Fiction, ovvero provo a risolvere problemi. Facile dimostrare che i mini-bot fanno questo. 8 anni fa iniziava la battaglia dello spread. Nell'estate 2011 Berlusconi stava facendo la cosa sbagliata, le concessioni all'Europa che hanno portato al rigore e al governo Monti. Io proponevo idee su come contrastare lo spread. Ad agosto raddoppiarono le tasse sui risparmi, aumentarono i bolli, l'IVA, furono inventate le prime clausole di salvaguardia, il resto lo fecero Monti e Fornero. Si disse che fosse inevitabile. Balle, racconta Borghi Aquilini. Io stesso ero stato elettore di Berlusconi. Il suo consenso politico fu distrutto da quelle scelte. Il problema di fondo era lo stesso di oggi. I titoli di Stato che innescavano la crisi venivano venduti perché non c'era alcuna garanzia della banca centrale. Il famoso bazooka nacque dopo come risposta a quella crisi. C'era paura sui mercati, non c'erano garanzie. Pochi mesi prima avevano fatto fallire la Grecia. Differenze con oggi? La prima differenza è il consenso politico. Dopo il caso Ruby, Berlusconi non era un leader forte, legittimato anche da un voto come lo è Salvini oggi. Poi la nostra economia era molto più fragile su un punto, il deficit commerciale. Avevamo un doppio deficit, importavamo più di quello che esportavamo. Questo voleva dire che i soldi stavano uscendo dall'Italia. Oggi il saldo è positivo, attiriamo valute straniere. Quanto al rischio di fallimento dell'epoca, il default del titolo sovrano è un mostro creato dall'Unione Europea. Nessuno può avere dubbi sul rischio default della Danimarca. Non esiste la possibilità, perché al massimo posso temere che la corona si svaluti, non che manchi. La stampano loro. L'economia italiana del 2011 fragile come oggi, noi esportiamo più di quello che importiamo. Molti miliardi di valuta straniera entrano ogni giorno in Italia. All'epoca il default sarebbe stato improbabile, oggi sarebbe insensato, dice Borghi Aquilini a Panorama. Se anche per assurdo uscissimo dall'euro, non avremmo mai il 50% di svalutazione della nostra moneta. Lo spread ha toccato quota 300, una fiammata, speculazione del momento sui mercati. Ho lavorato in quel mondo, li chiamo speculatori, sono operatori che guadagnano così, traggono profitto dalle fluttuazioni del mercato su un titolo. Li chiami trader, cambia poco. Quanto al fatto che il nostro debito è nelle mani delle banche italiane e siamo più esposti, non è assolutamente vero. Più il debito è domestico, più dovremmo essere sicuri. Se tutto il debito fosse italiano, i famosi interessi che paghiamo su quei titoli diventerebbero reddito distribuito in Italia. Le nostre banche sono più deboli? Hanno in pancia titoli di Stato? Non è vero, è propaganda. Chi si preoccupa dello spread non dovrebbe far altro che comprare titoli, stabilizzerebbe la fluttuazione, ci guadagnerebbe. E io quando ho liquidità la metto lì. Gli unici acquisti in titoli di Stato che ho fatto da quando sono stato eletto sono titoli italiani, dice Borghi Aquilini. L'intervista poi prosegue sulla questione appunto dei mini bot, su tante altre questioni, sulla sua conoscenza con Salvini, il libretto verde economico della Lega e poi ancora la questione dei mini bot che vengono accusati di essere una moneta parallela. Non è vero, dice Borghi Aquilini, non c'è obbligo di prenderli, quindi non sono moneta. L'esempio è quello dei buoni pasto, ma non solo. Immagini la sua carta di credito, i suoi assegni circolano, ma possono anche non essere accettati. Con i mini bot sarebbe lo stesso. Quanto all'obiezione di Tito Boeri, c'è il rischio che si svalutino fino al 50%. Una fesseria. Se io consento di pagare le tasse con i BTP, è il legame col pagamento delle tasse che ancora il valore del titolo a una conversione condizionata ma certa, e questo impedisce ogni svalutazione. Svalutazione rispetto all'euro, sono certo che non ci sarebbe. Quando il cittadino X, ipotizzando che ci sia del 10% una svalutazione, alla fine del ciclo andasse a pagare 10.000 euro di tasse, avendo speso 90.000 euro di mini bot, quel 10% che risparmia sarebbe un premio per chi dà fiducia allo Stato. Dunque un meccanismo virtuoso. L'obiezione di Boeri ipotizza che la svalutazione sia molto più alta, ma sulla base di che? Se lo Stato li ritira a valore pieno, come possono valere di meno? Boeri non è uno scappato di casa, o è totalmente disinformato o devo dubitare della sua intelligenza. Quanto all'obiezione di Draghi sui mini bot, che si tratta di nuova moneta vietata dai trattati,
La cosa che definisce la moneta è l'obbligo di accettarla, perciò la carta di credito non è una moneta, un assegno non lo è, anche se lo si può usare per pagare. Nuovo debito? Qui si arriva a un grave paradosso delle regole europee. Il debito calcolato per i criteri europei è esclusivamente quello liquidato. Per esempio, spieghiamolo, sei un comune, ti serve un idraulico per riparare una perdita a scuola, fai una gara, chiami l'idraulico, autorizzi una spesa di 1.000 euro, per l'Europa finché non lo paghi quel debito non esiste, anche se è già nel nostro deficit, ma non c'entra. Se però emetto un BTP per pagare quei 1.000 euro, il debito emerge. Siccome nel momento stesso in cui lo emetto ho il debito, la via che sceglie la pubblica amministrazione è semplice: non pagare. Allora Draghi dovrebbe dire esplicitamente: vogliamo che non paghiate i fornitori, così quel debito non emerge. Il minibot che effetto ha? Se pagassi con 50 miliardi di BTP normali, non sarebbe la stessa cosa dal punto di vista contabile. Il minibot sarebbe classificato credito fiscale, non diventa subito nuovo debito. Il minibot, se inizia a circolare, può creare inflazione. Magari avessimo un po' di inflazione, bla bla bla. Tutto il resto ve lo potete leggere su Panorama. Mentre a proposito di Trump, c'è da segnalare una bella chiacchierata di Alessandra Ricciardi su Italia Oggi, la visita del vice premier analizzata da Giovanni Castellaneta, ex ambasciatore italiano negli Stati Uniti. Salvini è ritornato rafforzato, gli americani volevano conoscere il nuovo leader politico, dice Castellaneta, autore di In prima fila, quale posto per l'Italia nel mondo, in uscita oggi per Guerini e Associati. L'Italia è un paese chiave per gli americani, non solo per l'antica amicizia che ci lega a loro. Non dobbiamo dimenticarci che siamo una media potenza che ha un ruolo strategico nel bacino mediterraneo e nei Balcani, dice Castellaneta. Siamo paese fondatore dell'Unione Europea, oltre che membro della NATO. Quel che è certo è che Salvini ora può mettere sul piatto del suo programma l'amicizia con gli Stati Uniti, che mi sembra gli sia stata ampiamente dimostrata nel corso della visita sia dal segretario di Stato che dal vicepresidente americano. Un'amicizia che va nutrita continuamente. Il ruolo geostrategico dell'Italia si è rafforzato con le vicende europee, in particolare la prospettiva di uscita della Gran Bretagna dall'Unione, l'indebolimento di Macron e il cambio di dirigenza in Germania. Due principi che sono sacri per gli Stati Uniti, basati su una cultura protestante che privilegia il rigore personale e su una tendenza mercantilistica che è propria del paese. Occorre essere dunque leali e affidabili, avere idee, saperle realizzare, essere pronti a renderne conto. Salvini è stato accolto negli Stati Uniti come il capo del primo partito italiano. È l'avvio di un rapporto che consente al vice premier della Lega di avere una maggiore autorevolezza anche in Europa, dice l'ex ambasciatore italiano negli Stati Uniti Giovanni Castellaneta. È stato accolto Salvini come il capo di un partito che ha ottenuto alle elezioni europee il miglior risultato, il partito che tutti i sondaggi continuano a dare come primo in Italia. L'interesse è diretto non tanto all'uomo di governo, ma al capo politico della Lega. Per gli americani è importante conoscere meglio un protagonista della vita politica italiana, col quale potrebbero avere un'interlocuzione futura duratura. L'amministrazione Trump non è addetto che faccia il bis. Gli americani sono interessati a interlocutori che hanno prospettive di lungo periodo e che siano affidabili. E sempre dal primo piano di oggi, ma da Milano Finanza, Draghi che risfodera il bazooka per il presidente della BCE, uno stimolo ulteriore sarà necessario in assenza di miglioramenti tali da riportare l'inflazione in linea con l'obiettivo. Possibile anche un taglio dei tassi. Sempre rimanendo però ai temi economici, ma tutti domestici, c'è il presidente del Consiglio Conte ieri a Napoli: dobbiamo fare di più per rilanciare il Mezzogiorno. Tra i tavoli delle riforme ne ho chiesto uno per il piano Sud. Occorre un piano di investimenti ancor più corposo, non assistenziale. Bisogna considerare le condizioni di povertà ragionando sul piano degli investimenti. Faremo di più dopo la campagna elettorale che ha impegnato i miei compagni di viaggio. Tra i tavoli delle riforme ho chiesto un tavolo per il piano Sud, dice il Presidente del Consiglio. Andando al nord, invece, l'autonomia. Il ministro Erika Stefani accelera, ma l'intesa è ancora lontana. Il ministro incontra la collega Grillo e il premier Conte. Muro di gomma dei 5 Stelle, questo lo sottolinea il Corriere del Veneto. E intanto un'altra delle notizie del giorno: Facebook che presenta la sua criptomoneta.
Ne prendiamo l'articolo di Paola Valentini su Milano Finanza. Si chiamerà Libra, sarà disponibile entro la prima metà dell'anno prossimo. Nel mondo, ha detto Zuckerberg, il fondatore di Facebook, c'è 1 miliardo di persone che non ha un conto in banca, ma ha un telefono cellulare. Facebook ieri ha ufficialmente annunciato il lancio della propria criptovaluta denominata Libera, promettendo la creazione di un sistema di pagamenti sicuro basato sulla blockchain. La moneta elettronica sarà disponibile entro la prima metà dell'anno prossimo. Servirà per l'acquisto di beni e servizi o per l'invio di denaro in modo istantaneo. Sarà un nuovo mezzo di pagamento al di fuori dei tradizionali canali bancari e finanziari. Il gigante, fondato da Zuckerberg, può fare affidamento su una trentina di partner aziendali che hanno aderito al progetto Libra, da Visa a Mastercard, da PayPal a Uber fino a Vodafone. Altre 70 aziende sono pronte ad aderire al progetto in futuro. Facebook ha inoltre annunciato la creazione di Calibra, un portafoglio digitale disponibile sullo smartphone che potrà essere utilizzato per inviare denaro e per fare acquisti online tramite Libra, appunto la criptovaluta. Il gruppo ha lavorato a un sistema di pagamenti basato sulla blockchain per oltre un anno. Considerando i 2 miliardi 400 milioni di utenti che conta Facebook, lo sviluppo di Libra è stato seguito con attenzione. Lo sforzo di Facebook per creare valuta digitale ha contribuito ad aumentare il prezzo del Bitcoin, che è tornato sopra quota $9.000. La rete che supporterà la nuova criptovaluta sarà gestita da Libra Association, un'organizzazione senza scopo di lucro con sede a Ginevra. La settimana scorsa il Wall Street Journal aveva scritto che i partner di Facebook investiranno circa $10 milioni ciascuno attraverso un consorzio, gestiranno così la valuta. La creazione della nuova moneta si basa su una serie di divise per evitare le violente oscillazioni che caratterizzano le altre criptovalute. In ogni caso, dato il sostegno avuto da grandi multinazionali e operatori dei sistemi di pagamento Visa, Mastercard, il lancio di Libra porterà a una profonda rivoluzione nel sistema creditizio tradizionale. La missione di Libra è creare un'infrastruttura finanziaria globale che abiliti miliardi di persone in tutto il mondo, scrive Milano Finanza. Torniamo brevemente adesso però al Corriere della Sera e diamo un'occhiata anche alla questione dei mini bot e del fisco, la lite tra Salvini e Tria. Mattarella dice bisogna assicurare conti pubblici solidi. Il ministro leghista dice chi vuol fare il ministro deve tagliare le tasse. Le parole del Colle: il debito è colpa dell'Europa, dice ancora Matteo Salvini. Non ci interessano, ha detto il presidente Conte, manovre fatte altrove. La nostra sarà una manovra contiana. Si fa tutto, flat tax e salario minimo, nel rispetto dei conti. C'è la questione mini bot. Il ministro dell'economia Tria ha definito i mini bot strumento illegale e non necessario. Salvini replica: chi vuol fare il ministro deve tagliare le tasse, è una priorità. I mini bot sono uno strumento per pagare i debiti dello Stato. Se il ministro ha un'idea diversa, la porti al tavolo, altrimenti si fa quello che ha detto il Parlamento e che c'è nel contratto di governo. Il leghista Claudio Borghi annuncia: l'idea sarebbe di farli con la legge di bilancio per farli entrare in vigore nel 2020. Ci vuole una gran pazienza con Tria, non li ha capiti, ha detto ancora Borghi. Non mi affeziono ai nomi, ha commentato Di Maio, ma lo Stato deve pagare i propri debiti. Il pericolo è che i mini bot siano il cavallo di Troia per far uscire l'Italia dall'euro, dicono alcuni. Premier Conte rassicura: mai discussa uscita dall'euro. Sempre poi dal primo piano del Corriere della Sera, andiamo rapidamente, il capo leghista teme le trappole, tempi certi per la flat tax, avrebbe chiesto Salvini, secondo il retroscena del Corriere della Sera. Ma Palazzo Chigi vuole i tecnici al tavolo. Il Premier vuole chiarire che senza tagli alla spesa c'è poco spazio di manovra, scrive il Corriere della Sera. Intanto, a proposito del Corriere, ma dalla cronaca del Veneto, Giordani, il sindaco di Padova, sfida il decreto Salvini e iscrive un profugo all'anagrafe, perché già 2 tribunali lo hanno autorizzato. Insorge la Lega, una decisione ideologica
che viola la legge. Sui migranti troppi ricorsi vengono respinti e scatta la protesta a verbale degli avvocati. Bocciata la quasi totalità dei ricorsi, dicono i legali. La replica: lo facciamo perché ripresentano gli stessi motivi. Gli avvocati immigrazionisti del Veneto hanno avviato una protesta in Corte d'Appello a Venezia perché troppi ricorsi vengono respinti. Mettono quindi a verbale la loro contrarietà in ogni udienza. Nel mirino la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Dalla Corte negano che esista una direttiva sul rigetto dei ricorsi. La Corte d'Appello di Venezia. Mentre i profughi calano, scrive il Corriere della Sera in cronaca di Brescia, ma ora aumentano i clandestini. Accoglienza per 1410, negli SPRAR solamente 370. In provincia di Brescia più di 4 contratti su 5 per l'assistenza domiciliare sono a cittadine straniere. Torniamo però all'edizione nazionale del Corriere della Sera con il caso Palamara. Il procuratore generale, citato nelle intercettazioni, mette sotto accusa Palamara. Il caso CSM, l'azione promossa dal procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio. Il presidente Conte è intervenuto dicendo che da alcuni magistrati ci sono state reazioni corporative. Il ministro Bonafede ora vuole alzare un muro tra politica e magistrati e il PD apre alla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Staremo a vedere. A proposito di magistrati, invece, vi segnalo sulla Repubblica, in cronaca di Bari, l'articolo di Chiara Spagnolo sul sistema Trani. Ne avevamo parlato anche con lei. Nell'inchiesta spunta uno studio legale a Bari. L'imprenditore Dintrono fornisce nuovi particolari alle indagini che hanno fatto arrestare l'ex GIP Nardi e l'ex PM Savasta, il quale era entrato a sua volta nell'indagine Palamara, e conferma: a Milano consegnai 30.000 euro al pubblico ministero Scimè. Intanto, tornando sempre al Corriere della Sera, andiamo rapidamente alla pagina degli esteri. Si affaccia in Gran Bretagna un nuovo candidato alla guida, una star del partito conservatore dei Tories, agente segreto ed esploratore, è l'anti-Boris Yeltsin, scusate il lapsus, Boris Johnson, nella corsa per la leadership dei Tories e per la premiership. Oltre a Boris Johnson favorito c'è anche Rory Stewart, 46 anni, che nel 2000 ha attraversato l'Asia a piedi per 10.000 chilometri, dall'Iran all'India. Proprio a Kabul ha conosciuto la futura moglie, da cui ha avuto 2 figli. La vera rivelazione della corsa a primo ministro in Gran Bretagna è Rory Stewart, il politico più promettente della sua generazione o un personaggio tra James Bond e Lawrence d'Arabia. Stewart è riuscito a superare il secondo turno delle eliminatorie in corso all'interno del Partito Conservatore. In molti ritengono che alla fine possa essere lui a sfidare al ballottaggio il super favorito Boris Johnson. E intanto invece dalle pagine di cronaca lasciamo il Corriere della Sera, andiamo brevemente al quotidiano La Gazzetta del Sud, qui un classico: il turismo nella morsa delle cosche mafiose, le vecchie attività mafiose non vengono abbandonate, 31 arresti ieri nell'operazione della finanza coordinata dalla Procura di Catania. 2 indagati sfuggono alla cattura. Attività imprenditoriali all'Isola Bella e a Giardini Naxos taglieggiate dal clan Clintorino di Calatabiano, alleato della famiglia mafiosa dei Cappello. Il giro c'è ed è grande. I clan di Cosa Nostra avevano messo le mani sul business delle escursioni in barca a Taormina all'Isola Bella e su altre attività turistiche anche a Giardini Naxos. E la ramificazione mafiosa si conferma più forte che mai. A proposito di mafia, dalla provincia pavese, Pavia come Gomorra, un fiume di cocaina nelle statuette sacre, sequestro da mezzo quintale destinato alla movida. La cocaina viaggiava dal Perù a Pavia, nascosta nelle statuette della Madonna come in Gomorra. I finanzieri ne hanno trovata anche nel bagaglio di una ragazzina d'11 anni, inconsapevole. 50 kg di coca destinati alle notti di movida di Milano e Pavia. La Guardia di Finanza ha interrotto il traffico gestito da sudamericani e arrestato 9 persone. All'avvio delle indagini gli investigatori hanno individuato una coppia di italiani insospettabili. E lasciamo la provincia pavese per andare a Genova con il secolo XIX che si occupa del ponte. Il giorno è fissato, lo ha annunciato il sindaco di Genova Bucci, il prossimo 28 giugno, forse 27, i monconi del ponte Morandi, zona est, saranno demoliti
con l'esplosivo e un muro d'acqua a contenere le polveri. L'amministratore di Impregilo Salini, in prima linea nel cantiere, ha detto: Genova è un modello di come realizzare grandi opere in Italia. I cittadini chiedono al sindaco invece di pensare alla salute per il giorno dell'esplosione. Intanto, sempre in cronaca, Ceccardi, sindaca di Cascina, Pisa per la Lega, eletta all'Europarlamento, se ne va o forse no. La prima sindaca leghista della Toscana diventa eurodeputata e decade, ma potrebbe restare assessore. Mentre dal Tirreno a Livorno torna il Partito Democratico, il sindaco Salvetti presenta alla giunta: è finita l'epoca dei curriculum, di ste fesserie qua da 5 Stelle, in passato sono serviti 78 giorni, a noi 8, la città non può perdere altro tempo, dice il neo sindaco PD di Livorno. Da Cremona invece turismo e boom di visitatori, la provincia registra 221.891 presenze nelle strutture ricettive del territorio, in città gli arrivi aumentati del 19%, gli stranieri cresciuti del 27% e gli italiani del 15%. Turismo e ristorazione, anche a Cremona, indicativi del nuovo business italiano. Infine, dalla provincia di Lecco, le emergenze alluvioni, a Premana subito i lavori, soldi ad Ervio e Prima Luna, soddisfatti i sindaci. L'incontro in prefettura, via libera alla messa in sicurezza dell'area industriale di Giabbio a Premana, più risorse per coprire i costi sostenuti durante l'emergenza maltempo ad Ervio e Prima Luna. Summit ieri con l'assessore regionale leghista alla protezione civile Pietro Foroni e il prefetto Michele Formiglio. Risposte positive ai sindaci dei paesi colpiti dall'alluvione. Soddisfatto il sindaco di Premana Elide Codega, ora al Giabbio possiamo intervenire con provvedimento di somma urgenza finanziato dalla regione Lombardia. Sorride anche il sindaco di Prima Luna Artusi. È stato chiarito che il limite di 100.000 euro per la somma urgenza non è per singolo comune, ma per ciascun intervento. Adesso torniamo brevemente all'edizione nazionale del Corriere della Sera, poi vediamo le altre prime pagine. Intanto c'è da segnalare un pezzo di Dario Di Vico sulla povertà in Italia, che non cresce più. Dopo 3 anni, oggi troverete titoli del tutto opposti. Comunque, che invece cresce, la povertà cresce. La povertà in Italia non cresce più. Dopo 3 anni si ferma al 7%, indigenti 1,8 milioni di famiglie. Ancora presto per l'effetto reddito di cittadinanza. La povertà assoluta in Italia si è stabilizzata, il termine indica un'importante inversione di tendenza. Le statistiche Istat, rese note ieri, sul 2018 ci dicono che sono oltre 1.800.000 le famiglie in povertà assoluta, 7%, per un numero di individui pari a 5 milioni, 8,4% del totale. Pur rimanendo ai massimi dal 2005, si arresta dopo 3 anni la crescita del numero e delle famiglie indigenti, ed è una buona cosa. Il 2018 è l'anno del reddito di inserimento, il REI, misura varata dal governo Gentiloni. Tutte le riflessioni su causa-effetto vanno limitate a quel provvedimento e non toccano ancora il reddito di cittadinanza. Il reddito, il REI, di cui era stato criticato l'inadeguato monte risorse, solo 1.700.000.000, il suo lavoro l'ha fatto, stabilizzando i flussi e riducendo di 1 punto la profondità della povertà. Infine, dove si lavora meglio? A Bolzano, l'indagine dei consulenti del lavoro, le donne in generale sono le meno soddisfatte per opportunità di crescita. Soddisfazione sul lavoro ai massimi a Bolzano, poi Verbano Cusio Ossola, Asti Bergamo, Rimini Verona, Sassari, Sondrio, Cuneo. Sotto la media Potenza Salerno, Siracusa Napoli, Cosenza Brindisi, Cagliari Pescara, Teramo Messina. E lasciamo il Corriere con una pagina intera dedicata al ritratto di personalità del mondo dell'impresa. Massimo Nava si occupa di intervistare oggi Maurizio Borletti, milanese, classe 67, quinta generazione della famiglia di industriali milanesi Borletti, ex proprietari della Rinascente. Laureato alla Bocconi, si succede al padre nella guida del gruppo Borletti, nel 93 se ne va, dirige Christophe, azienda del lusso. Nel 2005 ricompra la Rinascente, la rivende 5 anni dopo. Rileva i grandi magazzini francesi Printemps, poi venduti a un fondo del Qatar, è presidente di Grandi Stazioni Retail.
delle ferrovie. Maurizio Borletti: in azienda o alla cloche, amo il rischio calcolato. Cuccia mi aiutò nei primi passi in Francia. Vendere la Rinascente mi è dispiaciuto, ma le regole del mercato vanno rispettate. Attraverso l'Europa sul mio monomotore, uno dei veicoli più sicuri del mondo. Buon viaggio. Mentre dal Corriere della Sera una notizia in cronaca milanese e lombarda, i narcos della Movida, coca nel trolley di una bimba, 20 kg di cocaina purissima nascosta nel trolley anche di una bimba in viaggio da Lima verso Milano per le piazze di spaccio della Movida milanese e pavese, l'abbiamo visto prima, quelle più esigenti, un nascondiglio realizzato da narcotrafficanti peruviani e italiani, statuette della Madonna, quadretti di santi riempiti con la coca che atterrava a Malpensa, ceramiche e gessi più volte sequestrati. La cocaina era pura all'85%, un valore che all'ingrosso s'aggira sugli 800.000 euro. Intanto fiaccolate, help center, luci in comune, saranno 60 circa gli eventi che anticipano da dopodomani la parata di sabato 29 del Gay Pride a Milano, attese 250.000 persone, come forse più dell'anno scorso. Madrina la conduttrice Rai Caterina Balivo, la madrina del Gay Pride a Milano, mentre sempre dalla Corriere della Sera l'agriturismo fa boom, i clienti sono 8 milioni, crescono le strutture lombarde, siamo sentinelle dell'ambiente, dicono i gestori di agriturismo. Cosa bella da vedere, la mostra dell'estate a Milano sui preraffaelliti, amore e desiderio, apre oggi al pubblico a Palazzo Reale in Piazza Duomo. La mostra dell'estate, sensibili e moderni contro l'accademia, ispirati dall'arte medioevale, i preraffaelliti della Tate Gallery si insediano a Palazzo Reale. Una mostra veramente interessante. Mentre lasciamo la cronaca milanese con il giornale, qui la questione del biglietto a 2 euro, ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, il biglietto aumentato lo vedo come un atto di coraggio, perché se volessi evitarmi problemi non aumenterei il biglietto a 2 anni dalle elezioni, ma non svolgerei bene il mio dovere, cioè garantire il futuro di ATM. E poi stiamo aggiungendo nuove metropolitane. Ai tanti che criticano dico anche di andare a vedere cosa succede nelle altre città, dove c'è un prezzo magari più basso. Ci vuole parecchio coraggio, invece, dice Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, per penalizzare ancora i cittadini in difficoltà con un ulteriore balzello. Nel frattempo, a proposito del Gay Pride con la madrina della Rai, Caterina Balivo, 10 giorni di eventi, sarà un grido di protesta. Il sindaco Sala dice: non ci sarò, ma farò sentire la mia presenza. Uno degli obiettivi polemici, scrive il giornale, potrebbe essere, indovinate un po', Matteo Salvini, il vice premier della Lega. Ma andiamo adesso a vedere la prima pagina della Verità. C'è anche un giudice che non coccola le ONG. È il commento di Maurizio Belpietro, un punto nella lotta all'invasione. Il TAR respinge il ricorso della Sea-Watch contro il decreto sicurezza bis. La nave carica di migranti non può entrare in acque italiane. La notiziola è scomparsa, come avete visto, dalla pagina interna, dalla prima pagina e dalle pagine interne del Corriere della Sera. Non merita questa notiziola. Una nave carica di migranti non può entrare in acque italiane. Chiusi i porti, resta il nodo dei clandestini rispediti qui dal nord Europa. Quelli per i quali il PD diceva che non dovevamo preoccuparci, scrive Maurizio Belpietro. Un giudice dà l'alto là ai corsari dell'accoglienza. Qualcuno lo ha definito un decreto che fa acqua. Il provvedimento di Salvini per fermare gli sbarchi, secondo i giureconsulti che lo bocciano prima di leggerlo, avrebbe dovuto essere affondato subito per incostituzionalità. Alla prova dei fatti, al primo tentativo di approdo di una nave battente bandiera delle ONG, il decreto sicurezza bis ha dimostrato di rispondere allo scopo per cui era stato varato. Al di là delle polemiche, la misura di Salvini non è stata stoppata da Mattarella, come tanti avrebbero voluto. Ultra di sinistra, associazioni vicine alla conferenza episcopale, confidavano in una specie di ultima istanza del Quirinale. Il presidente avrebbe dovuto negare i requisiti d'urgenza del decreto o opporre principi di costituzionalità. In realtà il capo dello Stato ha provveduto in tempi brevi alla firma. Il decreto sicurezza bis ha potuto essere applicato già in questi giorni. I risultati ci sono. A differenza del passato, quando alcune navi delle ONG avevano tirato dritto,
attraccando in Sicilia nonostante il no del Viminale. Nell'ultimo caso il traghetto dei migranti ha dovuto arrestarsi al largo, pena la confisca dell'imbarcazione e una multa pesante nei confronti dell'armatore. Fino a prima che fosse in vigore il decreto sicurezza bis di Salvini, Sea-Watch, nave olandese di organizzazione tedesca che fa la spola tra Libia e Italia, si era fatta beffe degli stop italiani. E ora anche il TAR ha respinto il ricorso della Sea-Watch contro il decreto sicurezza bis. Notiziola, evidentemente. Mentre sempre dal primo piano della verità, Facebook si fa la sua moneta, ma il mondo ha un altro problema, lo vediamo dopo il commento di Daniele Capezzone. Il prossimo reato, mostrare il crocifisso in TV, ti scrive Mario Giordano, perché Repubblica si è indignata per la catenina di una conduttrice del TG2. E poi ancora l'utero in affitto che fa esplodere la sinistra, la consulta boccia la fecondazione per lesbiche, la CGIL di Maurizio Landini si schiera a favore dell'utero in affitto e le femministe si ribellano. Intanto la Corte Costituzionale stabilisce che negare la fecondazione eterologa alle coppie lesbiche non è illegittimo. E intanto oggi al dibattito al Senato, negli ospedali medici non specialisti, fuoco di fila contro il decreto. Medici non specialisti negli ospedali, i pazienti si ribellano al decreto Calabria. La proposta arriva in Senato dopo le accuse di incostituzionalità perché ammetterebbe in corsia dottori non ancora perfezionati. Il decreto Calabria arriva all'Aula del Senato dopo essere passato in Commissione Sanità, che ha tentato di risolvere il nodo delle assunzioni degli specializzandi negli ospedali. Dopo la rivolta dei 100 docenti partita da Napoli, si leva la voce delle associazioni di pazienti, ansie e preoccupazioni sulla qualità dell'assistenza. Ma va segnalato a pagina 2 della Verità di oggi l'articolo di Simone Di Meo su un personaggio che chi guarda la TV lo vede sempre, Gianrico Carofiglio, ex magistrato, ex deputato del PD, scrittore. La vera storia del fustigatore in toga che predica l'etica. Carofiglio si straccia le vesti per lo scandalo CSM, ma portò Nichi Vendola dai suoi giudici e provò a incastrare chi lo raccontò sui giornali. Lo scrittore aiutò il cognato di Vendola che si spacciava per uomo dei servizi. Vennero proposte al cronista foto per accusarlo poi di ricettazione. Se, come diceva Oscar Wilde, la coerenza è l'ultimo rifugio delle persone prive di immaginazione, possiamo dire che l'ex senatore PM scrittore Gianrico Carofiglio sia uomo ricco di inventiva. Ne ha dato dimostrazione lunedì a Quarta Repubblica di Nicola Porro, commentando lo scandalo toghe PDCSM, dicendosi turbato, battibeccando con la collega di partito Alessia Morani che difendeva Lotti, perché la mia opinione è che Morani sia in buona fede, questo mi preoccupa parecchio, ha detto Carofiglio. Credo che invece lei sia una che ci crede, appunto, e questo ci pone di fronte a un problema molto serio, che noi tutti abbiamo perso la capacità di vergognarci, così Carofiglio. La storia che poi racconta invece oggi Simone Di Meo quella invece appunto dei sue mene, diciamo così, per aiutare sostanzialmente Nichi Vendola. La storia appunto riguarda non solo lui ma anche altri magistrati baresi che poi sono finiti all'interno del Partito Democratico o all'epoca ancora dei DS. Magistrati come Alberto Maritati, senatore dei DS dal 99, sottosegretario nei governi D'Alema, o come Michele Emiliano, sindaco di Bari, governatore della Puglia. Maritati ed Emiliano si imbatterono nel corso delle indagini in esponenti politici di quel partito che di lì a poco li avrebbe candidati e fatti eleggere. O se questo rifiuto ideologico a relazioni improprie tra politici e magistrati fosse presente in Carofiglio oppure in occasione delle conviviali a cui partecipò insieme all'allora governatore Vendola e al giudice che lo assolse sull'accusa di abuso d'ufficio Susanna De Felice. L'incontro si tenne a casa di Carofiglio, mentre il precedente incontro fu immortalato da una foto di panorama. Da quest'ultimo episodio conviene ricordare gli strascichi che videro coinvolti il giornalista autore dello scoop Giacomo Amadori e lo stesso PM scrittore Carofiglio e il cognato di Vendola Cosimo La Dogana. La storiaccia, storiella, storiola è raccontata appunto oggi dalla Verità. La vera storia del fustigatore che predica l'etica.
Intanto, dopo l'inchiesta della Verità sui fondi senza gare della Protezione Civile, interrogazione in aula sui soldi della Protezione Civile. La inchiesta sui fondi senza gare dell'ente per le emergenze arriva alla Camera, firmatario l'onorevole Pastorino di Liberi ed Eguali. A pagina 3 invece c'è l'articolo di Giacomo Amadori sulla bufera CSM. Al consigliere Grillino dissero di votare viola mentre era a Catanzaro con Bonafede e Morra. L'incontro tra i vertici dei grillini. A Catanzaro l'indicazione su viola per la Procura di Roma. Nelle intercettazioni del caso CSM, l'indagato Spina parla di una svolta per il successore di Pignatone a Roma avvenuta in Calabria. Era un convegno con Bonafede, il laico 5 Stelle Gigliotti, Morra, Davigo e Travaglio, racconta Giacomo Amadori, mentre a pagina 5 Fabio Amendolara si occupa delle condanne per 'ndrangheta al centro assistenza richiedenti asilo calabrese. A Catanzaro riconosciuto colpevole l'ex governatore delle Misericordie, associazione che gestiva il centro di Isola Caporizzuto. Il TAR vieta lo sbarco alla Sea-Watch 3 e Agrigento apre un fascicolo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nel frattempo la Corte europea boccia la Germania per i pedaggi soltanto agli stranieri, il ricorso era dell'Austria. Ora la Germania dovrebbe adeguarsi alla libertà di circolazione. Tria si inventa giudice sui minibot. Sono illegali e non si faranno, ha detto il ministro dell'economia. Continua lo scontro con la maggioranza. Salvini e Di Maio dicono o arrivano idee migliori o si va avanti. Borghi sul ministro Tria non ha capito, glielo spiegheremo sui minibot e cambierà idea. Mentre sempre dalla Verità di oggi, da segnalare il commento di Daniele Capezzone su Facebook che lancia la moneta virtuale per banche e governi, suona l'allarme. La criptovaluta di Zuckerberg si chiamerà Libra e funzionerà col cellulare. Per il sistema globale è un terremoto. Sarà rivolta a persone che non hanno accesso ai tradizionali istituti di credito ma sono comunque connesse a internet. A occhio e croce ci sarà un'esplosione di debiti incredibili, si indebiterà un sacco di gente. Il progetto partirà nel 2020 e vede l'adesione di 27 realtà della finanza, da Visa a Mastercard a PayPal, da Uber a operatori telefonici come Iliad e Vodafone. E sempre dal quotidiano La Verità, oltre l'86% degli sbancati di Etruria ottiene subito il risarcimento del danno. Cantone ha chiuso l'arbitrato sui bond. Per Carichieti percentuale ferma al 58%, per Carife e Banca Marche al 77%. Gli imbrogli sulle obbligazioni subordinate costano care al Fondo Interbancario di Tutela. L'autorità anticorruzione ieri ha annunciato di aver chiuso gli arbitrati sui raggiri dei clienti di Banca Etruria, Banca Marche, Cassa Ferrara, Cassa Chieti. 4 istituti in crisi sui quali il governo Renzi era intervenuto col controverso salvabanche, poi posti in liquidazione. Ebbene, oltre l'86% degli sbancati di Etruria ottiene subito il risarcimento del danno. Mentre lasciamo La Verità con l'eutanasia del Sud che muore di aiuti, il commento di Aldo Forbice. Incentivi, patti territoriali, contratti d'area, politiche di rigenerazione urbana, tutto inutile. Un libro mostra come 25 anni di interventi al Sud non abbiano portato alcun beneficio al nostro mezzogiorno, ma generato soltanto dipendenza. Morire di aiuti è il libro di Antonio Accetturo e Guido De Blasio, IBL Libri, casa editrice dell'Istituto Bruno Leoni. Lasciamo La Verità e diamo uno sguardo però anche a Panorama. Qui ci sono gli uomini che disfecero le imprese: Giampiero Fiorani, banchiere, Giovanni Zonin, Banca Popolare Vicenza, Mussari, Montepaschi, Calisto Tanzi, Parmalat, responsabili di mitici crack bancari, colpevoli di truffe milionarie, scrive Panorama, escono quasi indenni da sentenze e patteggiamenti, pronti a ripetere gli stessi errori a danno degli altri. Su Panorama poi c'è un altro servizio da segnalare: l'ebreo che l'Europa non vuole. Dalla Germania alla Gran Bretagna, Belgio e Olanda crescono gli episodi di intolleranza. Il nuovo antisemitismo si diffonde tra le comunità musulmane, ma anche organizzazioni come il Partito Laburista Inglese hanno le loro responsabilità, scrive Panorama. E intanto da Panorama passiamo a Libero.
Libero che apre con questo titolo: 30 milioni di italiani non pagano le tasse, altro che poveri, sono ladri, scrive Libero. I conti non tornano, la metà del paese dichiara di non guadagnare nulla però spende come gli altri. L'articolo di Sandro Iacometti a pagina 3. 30 milioni di italiani non pagano mai le tasse, sono ladri, i conti dell'Istat sulle famiglie. La metà dichiara di non incassare nulla ma continua a spendere. Con quali soldi? L'Istat ci ha spiegato che in Italia ci sono 5 milioni di individui in povertà assoluta, 9 in povertà relativa. Nelle stesse ore il presidente di Confartigianato, Merletti, ricordava il fatto surreale che nel nostro paese su 60 milioni di abitanti ce ne sono 30 che non pagano neanche un euro di tasse. Entrambi hanno ragione, ma i conti evidentemente non tornano. Così Sandro Iacometti su Libero. Mentre commenta Vittorio Feltri, Andrea Camilleri, marxista impenitente, anche se grande scrittore, scrive Vittorio Feltri, appunto. Ancora dalla prima pagina di Libero, Filippo Facci sul ponte Morandi, da cui casca anche la camorra, i cantieri in mano ai clan. Non abbiamo iniziato a ricostruire il ponte, non abbiamo neppure finito di demolirlo, scrive Libero, ma già è spuntata la camorra. Complimenti a tutti, specie a quella forza politica che in Parlamento gridava la mafia è nello Stato e adesso ha dimostrato di avere ragione, solo che lo Stato è lei. Si scopre che un'impresa appaltatrice della demolizione ha legami con la malavita. Si scopre anche che è stata fermata però fin da maggio, mentre la Merkel non sta bene ma non ci dicono perché, scrive Giovanni Longoni sempre su Libero. E poi da segnalare Paolo Isotta che fa un bel ritratto di Franco Zeffirelli, in prima pagina, pagina 27, tutto quello che nessuno ha mai detto sul regista recentemente scomparso. Era intelligente ma faceva il cretino, era cattivo e anche buono, ora di lui ci resta soltanto una certa genialità. Un ritratto non convenzionale, quello di Paolo Isotta, grande critico musicale. E poi c'è Vittorio Feltri che invece torna su un altro libro che si occupa di un marchio mitico dell'automobile, la Bugatti. Quando Romano Artioli è venuto da me col suo libro e ho sentito pronunciare da lui il nome Bugatti, Ettore Bugatti, Jean Bugatti e la Bugatti, ho sentito un rombo e ho visto un bolide blu. Ci sono immagini e suoni che sono stampati nella nostra coscienza e nella memoria. La costruzione di un sogno a motore. In un libro, Bugatti e Lotus Thriller, la costruzione di un sogno giusto appunto, edito da Cairo Editore. La storia dell'uomo che col diploma di perito industriale lavora sodo e realizza il desiderio di dare un nuovo futuro alla Bugatti, fino al colpo di scena. Bugatti è il mito della bellezza, fragorosa e potente. Forza, purezza e velocità. Sono andato in bambola, sono portato infatti a mettere giù i piedi per terra, ma dalla Bugatti dei miei sogni non scenderei mai. Non a costo di schiantarmi come Jean Bugatti, ma quasi. Di sicuro invidio la sua morte su un'auto che si chiamava come lui, agosto del 1939. Intanto lasciamo Romano Artioli, è l'autore invece del libro, e lasciamo con questo anche la prima pagina di Libero. Ci fermiamo per un attimo. Le previsioni del tempo a cura del Centro Geofisico Prealpino del Campo dei Fiori di Varese. Oggi la linea al dottor Paolo Valisa. Buongiorno. Buongiorno anche a voi. Vediamo la situazione da prima. L'alta pressione dal Nord Africa porta sole e caldo sull'Italia per tutta la settimana. Tuttavia nuvole dall'Atlantico transitano a tratti lungo le Alpi, mantenendo fino a sabato tendenza temporalesca. Le temperature restano alcuni gradi al di sopra delle medie stagionali. Le previsioni nel dettaglio: per oggi è abbastanza soleggiato, caldo un pochino afoso, le massime tra 30 e 32 gradi, annuvolamenti regolari al mattino in graduale dissoluzione, poi nuvole torreggianti sui rilievi nel pomeriggio, con temporali su Alpi e Prealpi, localmente in estensione alla pianura. Rasserenamento poi in tarda serata, lo zero termico attorno ai 3.800 metri sulle Alpi. Per la giornata di domani giovedì, tempo molto simile, prosegue soleggiato con caldo un po' afoso, qualche nuvola al mattino, poi nubi torreggianti nel pomeriggio con rovesci e temporali verso sera, e assolutamente analoga sarà la previsione anche per venerdì,
sempre soleggiato, caldo piuttosto afoso, temperature massime attorno ai 30 gradi, con rovesci e temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi, localmente anche sull'alta pianura. I temporali poi dovrebbero essere più diffusi nella giornata di sabato, con tempo più variabile, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sull'alta pianura, un po' più di sole invece sulla bassa padana. Miglioramento per domenica, quando torneremo a condizioni invece di bel tempo stabile estivo, soleggiato ma senza temporali anche in montagna. Bene, è tutto. Grazie al Centro Geofisico Prealpino di Varese per le previsioni del tempo. Torniamo ai quotidiani di oggi con il Quotidiano Nazionale. In primo piano la trattativa con Bruxelles sul debito pubblico, Salvini che gela Mattarella, tenere i conti in ordine, se sono sballati è colpa dell'Unione Europea, e la storia dei mini bot. Non abbiamo bisogno, ha detto il ministro Tria, non c'è bisogno di alternative, il debito della pubblica amministrazione si è estremamente ridotto, è poco più che fisiologico. Così il ministro Tria ha risposto a Salvini, mentre sulle tasse paghiamo 19 miliardi più degli altri, il gap con l'Eurozona di 314 euro a testa, ai dipendenti italiani il 50% della paga lorda. È l'ultimo grido di dolore, come si dice, lanciato dai vertici della Confartigianato sull'oppressione fiscale che pesa su famiglie, imprese e lavoratori in Italia, al punto che per effetto delle 1000 tasse sulle nostre teste possiamo fregiarci del titolo di primi tartassati d'Europa. Nel 2019 il carico fiscale in Italia 42,4% del PIL contro 41,3% della media dell'Eurozona. 19 miliardi di tasse in più rispetto alla media dell'Eurozona. Ma passiamo alla stampa di Torino in prima pagina con il caso Platini e Sarkozy, però l'obiettivo dei pubblici ministeri, scrive appunto il quotidiano torinese, le tangenti per i mondiali di Doha del 2022. Poi leggiamo il commento di Leonardo Martinelli su come il Qatar, finanza e potere, ha sedotto Parigi, le relazioni pericolose tra Qatar e Francia. C'è anche il buongiorno intitolato Game Over di Mattia Feltri. Ieri sono successe due cose interessanti. Il premier Conte ha detto no al primato della finanza sulla politica. L'economista della Lega Claudio Borghi ha svelato che il capitano Salvini ama i videogiochi. No al primato della finanza. Conte lo ha scritto nella lettera all'Unione Europea per scagionare il governo italiano dall'accusa di debito eccessivo. Salvini gioca a Heyday, la simulazione di una fattoria. Si coltivano frutta e ortaggi e poi li si vende al mercato. Il problema di Conte, scrive Feltri Junior, è che il debito italiano continua a crescere. Cresce perché si vendono titoli di Stato sui mercati, cioè alla finanza. In Heyday, se la frutta e gli ortaggi sono belli e buoni, li si vende bene e si ricava il necessario per ingrandire la fattoria e coltivare più frutta e più ortaggi, sempre migliori e venduti sempre meglio. Ora, dopo aver finanziato in deficit il reddito di cittadinanza e la quota 100, l'Italia ha ulteriormente sforato il debito, cioè la sua politica è sempre più dipendente dalla finanza che la finanzia. Se invece gli ortaggi e la frutta sono un po' scadenti, cioè si è giocato male, sul mercato di Heyday li si vende poco e a basso prezzo e la fattoria rischia di fallire. L'idea di Conte e dei suoi due vice premier è di chiedere prestiti alla finanza anche per la flat tax e contemporaneamente mandare al diavolo la finanza perché deve comandare la politica. Per salvare la fattoria, Heyday prevede che si possa contrarre un debito sul mercato della frutta e degli ortaggi, ma poi bisogna restituirlo. Se il governo non sistema il suo debito ho un sospettuccio, ma se non lo sistemi in Heyday è game over. Te capì? La metaforina? Mentre, sempre dalla stampa, torniamo appunto alla Francia con Leonardo Martinelli, il commento sulla vicenda Platini e Qatar. Può un piccolo paese di 2,7 milioni di abitanti salvare la sesta potenza economica del mondo, la Francia che ne ha 67 milioni? È quanto avvenuto da una decina d'anni a questa parte col Qatar e la Francia. Sarkozy fu il principale sponsor degli emiri del Qatar a Parigi, arrivando nel 2008 a ridurre a zero le imposte pagate sulle plusvalenze immobiliari realizzate dagli emiri in Francia. Un regalino niente male, visti i miliardi piazzati nel settore. Ma François Hollande, successore di Sarkozy, ne confermò la politica. Lo stesso Emmanuel Macron, che nel 2017, durante la campagna delle presidenziali, promise di mettere fine agli accordi fiscali tra Francia e Qatar, non ne ha fatto nulla, perché la Francia
anche la sua industria, da tempo in affanno, hanno un terribile bisogno di tutti questi soldi, scrive Martinelli. Nel 2018, anno non facile per il Qatar, visto il blocco messo in atto da Emirati Arabi e Arabia Saudita, le esportazioni francesi verso il paese hanno totalizzato 3 miliardi di euro, più 55% sull'anno precedente. La Francia, che soffre di deficit commerciale, realizza nel minuscolo Qatar il suo quarto surplus commerciale nel mondo. La cifra del 2018 è stata sostenuta dalla vendita di 14 aerei di Airbus alla Qatar Airways. Intanto, pochi giorni fa, sono stati consegnati i primi 5 Rafale, aerei da combattimento del gruppo Dassault. In tutto il Qatar ne ha ordinati 72 sui 96 collocati nel mondo dal gruppo francese. A lungo in difficoltà con il Rafale, Dassault è stata salvata proprio dallo shopping del Qatar. Poi ci sono gli investimenti del Qatar in Francia, oltre 30 miliardi di euro. L'immobiliare, gli hotel di lusso, le partecipazioni acquisite in una serie di colossi del business, vedi Louis Vuitton di Bernard Arnault, che fu amico di Sarkozy, Lagardère, idem per Arnaud Lagardère il patron, Accor, Total, Veolia, Vinci e Le Printemps. Gli emiri di Doha, mediante i loro fondi di investimento, controllano in Francia la TV Bein Sports e la squadra di calcio del Paris Saint-Germain, il cui presidente è indagato dalla giustizia francese per corruzione. Avrebbe versato una tangente di 3 milioni e mezzo di dollari alla società di Papa Massata Diac, figlio di Lamine Diac, già alla guida della Federazione Internazionale di Atletica Leggera, per assicurare al Qatar i Mondiali Atletica 2019. Infine, il piccolo ricchissimo Qatar in Francia fa anche beneficenza. È una ONG, Qatar Charity, a sostenere diversi progetti, 140 in tutta l'Europa, concentrati in Francia. A fine maggio è stata inaugurata la moschea An-Nur di Mulhouse, a breve distanza dalle frontiere con la Svizzera e la Germania, la più grande sul territorio francese. Come indicato da un libro pubblicato a Parigi, Qatar Papers, dai giornalisti Christian Chesneau e Georges Malbruno, questo fiume di soldi va a beneficio dei fratelli musulmani, che in Francia hanno appena 1 migliaio di adepti, ma possono contare su risorse incredibili. Sono finanziamenti legali, i fratelli musulmani non incitano esplicitamente al jihad, ma spingono per un'interpretazione conservatrice dell'Islam e a sottomettervi il diritto comune, scrive sulla Stampa di oggi Leonardo Martinelli. Mentre sempre dalla Stampa, 5 milioni in povertà assoluta, la vera ripresa resta un miraggio, la fotografia dell'Istat che abbiamo già visto e poi la questione di Marcello Foa. Stop al doppio incarico in Rai. C'è un patto 5 Stelle PD contro Foa, dice la Lega furibonda, così sfiduciano un uomo di Salvini. Oggi il voto in vigilanza. Bisogna garantire la diretta di questa seduta della Commissione di Vigilanza sul doppio incarico come atto di trasparenza verso i cittadini, dice Michele Ansaldi, segretario Commissione di Vigilanza Rai per il Partito Democratico. Dalla Stampa di Torino poi vi segnalo anche l'articolo di Lorenzo Simoncelli da Città del Capo. In Congo si riaccende il virus di Ebola. Isoliamolo, dicono i medici, o sarà il disastro. I controlli al confine con l'Uganda non fermano il contagio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità immunizza 4.700 operatori, ma non dichiara l'emergenza sanitaria internazionale. Kinshasa accusa i governi locali di aver sottratto fondi destinati alla prevenzione. Dalla Stampa passiamo a Repubblica. Il ricatto americano a Salvini. Di che si tratta? La Casa Bianca ha chiesto a Salvini di completare il gasdotto TAP a tutti i costi, ma deve vincere la resistenza del ministro dell'Ambiente 5 Stelle, Costa. E poi c'è l'esclusiva, l'intervista al leader della protesta Joshua Wong a Hong Kong, il movimento degli ombrelli, appena uscito dal carcere. Hong Kong non sarà mai una città cinese, dice il 22enne leader della protesta del movimento degli ombrelli a Hong Kong. Protesta radicata ma senza capi, la battaglia continua, dice il ragazzo. In carcere potevo guardare la TV, ho seguito quello che stava accadendo, è stata dura non poter essere in strada nei primi giorni. Ma poi c'è il ricatto appunto di Trump a Salvini, l'ordine degli Stati Uniti a Salvini: fai completare il Trans-Adriatic Pipeline. Il TAP. Washington teme il boicottaggio 5 Stelle su un'opera ritenuta strategica in chiave antirussa.
Ad ogni costo, il diktat del numero 2 della Casa Bianca, Mike Pence, a Salvini nel corso della recente visita. Whatever it takes. Matteo Salvini non se l'aspettava, questo ricatto sul TAP, il gasdotto in costruzione in Italia. Sempre poi dalla Stampa, anzi dalla Repubblica, chiedo scusa, c'è da segnalare il commento di Federico Rampini su Facebook che batte la moneta Libra. Il social network annuncia la creazione di criptovaluta per fare pagamenti attraverso le app, modello Bitcoin ma senza oscillazioni nella valutazione. Zuckerberg promette stabilità finanziaria. Si tratta di criptovaluta, cioè moneta digitale generata e scambiata utilizzando protocolli di crittografia per garantirne la sicurezza e la non contraffazione. La più famosa delle criptovalute è il Bitcoin. Ma Libra è stato presentato come stabile, cioè agganciato a valute reali, dollaro, euro, in modo da renderlo meno volatile e soggetto a speculazioni. Il nome è stato scelto ricordando l'unità di misura dell'antica Roma. Il sistema è il blockchain. L'intero sistema si basa sulla tecnologia blockchain, un sistema di controllo basato su una rete di computer indipendenti tra loro, che ha il compito di validare la produzione e le transazioni. Nel caso del Bitcoin, la possibilità di far parte della blockchain è aperta, mentre per Libra, almeno in una prima fase, i nodi della blockchain saranno selezionati e autorizzati dai partner. La valuta potrà essere usata per scambiare denaro o fare acquisti. Le piattaforme di utilizzo annunciate sono Facebook e appunto sono le due app di messaggistica di Facebook, cioè WhatsApp e Messenger, più una terza dedicata che verrà realizzata da Calibra, società creata da Facebook per gestire il servizio. Si potranno fare transazioni con le società che hanno aderito, come Uber, eBay, Spotify, PayPal. Nel documento di presentazione al progetto si fa riferimento al 1.700 milioni di persone che nel mondo non ha accesso ai circuiti bancari. Forte dei suoi 2.400 milioni di utenti regolari, scrive Federico Rampini, su Repubblica, Facebook lancia la sfida. Concorrenza diretta con governi e banche centrali, crea una sua moneta libera, che vuole essere sicura, garantita da altri valori, fatta per la massa degli utenti. Detta stablecoin, cioè moneta stabile, una frecciata verso quel Bitcoin che è stato pioniere delle criptovalute, trasformatosi in strumento speculativo. Anche Libra nasce come criptovaluta, stessa tecnologia Bitcoin, cripto come segreto perché queste monete digitali usano la crittografia per proteggere le informazioni e verificare le transazioni. Stessa tecnologia di Bitcoin, blockchain, un sistema di contabilità digitale gestito da modelli matematici che si appoggiano su reti di computer. Tuttavia vuol prendere le distanze da Bitcoin e altre criptovalute segnate da fluttuazioni selvagge. Libra sarà usata per pagare la spesa al supermercato, comprare il biglietto del metro, saldare il conto al ristorante, perfino la bolletta della luce. Parte in grande il progetto grazie alla partecipazione di 2 carte di credito, Visa e Mastercard, e del sistema di pagamento digitale PayPal, più partner tra quali Uber e Spotify. Le criptovalute esistono da anni, finora hanno dimostrato che la tecnologia funziona, ma i rischi di un uso incontrollato e speculativo sono alti. Perciò la proposta Facebook nasce diversa. Libra sarà sicura, promette di essere al riparo da contraffazioni grazie a un ente indipendente, sede a Ginevra, una muraglia cinese per separarla da Facebook. Questo è un tema rovente perché Facebook è stato protagonista di fughe di dati clamorose, compresi gli scandali sulle fake news durante la campagna elettorale americana 2016. Zuckerberg non ha un passato candido per protezione della privacy, deve convincerci. Poi c'è la questione stabilità. Garantita da altri valori significa che dietro Libera verrà costituito un paniere di altre monete tradizionali come dollaro, euro e yen, più titoli di Stato o altri attivi che ispirano fiducia. Infine c'è il fatto di essere disegnata come mezzo di pagamento di massa. Potrà essere usata tramite Messenger o WhatsApp. Facilità per un uso di massa. Qui il social media di Zuckerberg deve vedersela con concorrenti formidabili, sia pure più forti in Oriente che in Occidente. In fatto di nuovi sistemi di pagamento, la Cina è più avanti dell'America. Ha saltato la tappa delle carte di credito, dal contante è passata allo smartphone come portafoglio digitale. Il risultato impressionante: il gigante cinese del commercio online Alibaba, equivalente di Amazon, gestisce 250.000 pagamenti al secondo,
Come primo obiettivo la Libra di Facebook si accontenterebbe di 1000 al secondo. La strada da fare è molta. Preoccupazione delle autorità monetarie. Facebook promette di allargare alla moneta i benefici della disintermediazione. Il semimonopolio delle banche fa sì che trasferire i soldi rimanga caro, basti vedere le commissioni sui bonifici. Libra sarebbe utilizzabile da parte di chi non ha conto in banca, come i pagamenti digitali su smartphone. Anche in quel caso ci sono giganti dei social o del commercio online che offrono conti digitali alternativi a quelli bancari. Così su Repubblica Federico Rampini sulla moneta di Facebook, la Libra. Lasciamo con questo la Repubblica. Va segnalato l'album dedicato al Veneto, una regione da medaglia d'oro, l'economia trainata dai distretti, tra cui quelli di moda e design, dove grandi brand lavorano accanto a tanti artigiani di qualità, corteggiati dal capitale estero, scrive Repubblica, ma il mondo produttivo chiede alla politica attenzioni, sburocratizzazione, via libera alle grandi opere. L'innovazione ha i suoi poli d'eccellenza. Catron è uno, altri sono i network pubblico-privati, gli incubatori, le sfide di Venezia e del suo porto, la buona sanità, i primati enogastronomici, quelli culturali di Biennale, teatri e città d'arte. Insomma, l'album di Repubblica dedicato al Veneto. Italia Oggi invece apre con le maxi assunzioni nei comuni. Il vice ministro dell'economia Laura Castelli dei 5 Stelle annuncia a Italia Oggi 40.000 nuovi ingressi nelle amministrazioni locali con carenze di organico. Il vice ministro dell'economia annuncia nuovi ingressi nelle amministrazioni che hanno organici sottodimensionati per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini. Ok nel decreto crescita anche alla proroga al 2020 della contabilità economico-patrimoniale per i piccoli enti, stretta sull'evasione dell'imposta di soggiorno, fondo antidissesto per capoluoghi e città metropolitane. Dalla prima pagina di Italia Oggi, poi il corsivo, diritto e rovescio, che ci riporta a Natalia Aspesi, la giornalista di Repubblica, che 2 anni fa aveva detto: se vincono i 5 Stelle mi sparo. Non è stata di parola. Dice: ho scelto la sopravvivenza, fantasticando ogni genere di crudeltà contro Salvini e Di Maio. L'intervistatore la sollecita a spiegarsi, a chiarire perché ha desistito dal suicidio, visto che Salvini ha poi vinto alla grande. Aspesi spiega: anziché spararmi a causa loro, pian piano ho maturato la fantasia di sparare a loro. Devo dire che la legge sulla legittima difesa mi è venuta incontro. Nessuno può più negarmi di imbracciare un Kalashnikov. Sono vecchia, sono sola, sono gravemente turbata dalla condizione disperata degli italiani. Ho tutto il diritto di fare una strage. Aspesi usa il tono ironico, scrive Italia Oggi, ma formula proponimenti che se fossero espressi da uno di centrodestra, costui sarebbe sommerso da epiteti irriferibili. Fascista, che per chi non lo è un'offesa sanguinosa. Come sentirsi dare del comunista, soprattutto se lo si è stato ai tempi dell'Unione Sovietica. A pagina 2 di Italia Oggi invece parliamo di Radio Maria, un successo senza soldi pubblici. Il dibattito di questi giorni sul finanziamento di Radio Radicale, scrive Marino Longoni, ha fatto riferimento spesso alla peculiarità di questa emittente che, a differenza di tutte le altre, non ha per scelta entrate pubblicitarie, vive di contributi pubblici, fornendo in cambio un servizio approfondito di informazione politico-parlamentare. C'è solo un'altra radio in Italia che non accetta pubblicità ed è Radio Maria, ma a differenza di Radio Radicale si finanzia solo con le donazioni dei suoi ascoltatori. Una formula unica nel panorama dei media italiani che ha permesso a Radio Maria di trasformarsi da una modestissima emittente locale in una delle radio più seguite, dotata di un numero di ripetitori superiore a quelli della RAI, in grado di raggiungere anche le più sperdute località. Nel corso degli anni, scrive Longoni su Italia Oggi, questa realtà si è addirittura internazionalizzata con un network presente in 75 paesi di tutti i continenti, 81 emittenti che trasmettono nelle lingue e in alcuni casi nei dialetti locali. Ha dell'incredibile che una realtà partita da una modestissima emittente locale di Erba, Como, negli anni '80, pur in un panorama di crisi generale dei grandi mezzi di informazione, ha continuato a espandersi, nonostante un palinsesto fatto di rosari, messe, dibattiti culturali, poca informazione, molti interventi degli ascoltatori inframmezzati da musica religiosa, trasmessa senza troppa cura, tanto che la maggior parte dei brani
vengono interrotti prima della fine, come a dire a noi della musica non importa nulla, con un'organizzazione affidata a pochissimi dipendenti e 20.000 volontari, tuttavia raggiunge ogni giorno 30 milioni di ascoltatori, una realtà aliena, eppure esiste. Il segreto, a differenza di gran parte delle altre radio e dei media in generale, Radio Maria non ha l'obiettivo di distrarre l'ascoltatore, ma quello di dare un senso al suo dolore, alla sua fatica di vivere. Non è un caso sia molto seguita da malati anziani, carcerati, persone sole. Gli ascoltatori non vengono rimpinzati con messaggi pubblicitari, banalità, luoghi comuni, ma trovano un ambiente nel quale la loro sofferenza ha un valore e una dignità. Così scrive Marino Longoni su Radio Maria, mentre sempre da Italia Oggi vi segnalo tutt'altro articolo, Cesare Maffi, sul risultato catastrofico di Forza Italia in quella Sardegna che Berlusconi considerava casa sua, 5% a Cagliari, 1,3% a Sassari. I partiti tradizionali si gonfiano con le liste civiche, scrive Cesare Maffi su Italia Oggi. Mentre da Italia Oggi vi segnalo anche il pezzo di Marco Faraci che ricorda quando l'Europa dell'Est divenne libera. È successo solo 30 anni fa, cambiò il corso della storia, ma nessuno ora vuole ricordarlo. Sinistra e destra d'accordo nel nascondere l'evento. Perché non stiamo leggendo nulla sul 1989 in questi giorni? Perché non si susseguono speciali televisivi, film, fascicoli sui giornali? Perché nel trentennale i riferimenti alla caduta del comunismo non ricorrono nel dibattito politico? Eppure la seconda guerra mondiale, fascismo e nazismo, vengono ripercorsi a ogni ricorrenza e imponenti risorse economico-intellettuali sono state rivolte a raccontare il male e a celebrare il bene di quel periodo storico. Nessuno ci racconta degli eroi polacchi, tedeschi dell'Est, cechi, slovacchi, ungheresi, lituani, rumeni e del loro ruolo nella liberazione dal comunismo. Nessuno ci parla delle ristrettezze, delle vite rovinate, di milioni e milioni di persone finite all'ombra della Stella Rossa. Ricorda Marco Faraci su atlanticoquotidiano.it e su Italia Oggi. Da Italia Oggi, infine, una ultima segnalazione a proposito di radio. Gedi, cioè De Benedetti, festeggia il comparto radio, è l'area più redditizia del gruppo editoriale di De Benedetti. Nel 2018 ricavi a più 5%, margine del 25%, eventi e concerti sabato a Milano per i 37 anni di Radio DJ. Dopo la sequenza di sold out delle passate feste di compleanno, stavolta le cose in grande, occupando sabato 22 giugno il Mind Milano Innovation District nell'area Expo vicino a Pero. Eventi e concerti dalle ore 14 fino a mezzanotte, ingresso €33, 39,5 per i partecipanti alla corsa su 5 chilometri. Il gruppo Gedi, editore di DJ, ha molte ragioni per festeggiare il comparto radiofonico. DJ Capital e M2O. È quello più redditizio tra tutte le attività della casa editrice ex editoriale L'Espresso. Lasciamo con questo Italia Oggi e andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. L'apertura del Fatto è sul salario minimo, barricate contro il salario minimo, gli stipendi italiani tra i più bassi d'Europa, ma i lavoratori è meglio non pagarli. Dall'Ocse a Confindustria, dal PD ai sindacati fino alla Lega, l'obiettivo è cancellare i €9 all'ora. Il Movimento 5 Stelle è accerchiato da chi non vuole la misura che metterebbe più soldi nelle tasche del lavoro dipendente. A centropagina invece altro che mini bot, ora Facebook farà da banca con la sua moneta, arruolando gli istituti di credito per creare un sistema finanziario parallelo. Su ogni transazione si avranno commissioni. Si apre un nuovo business miliardario per Mark Zuckerberg che promette di usare la tecnologia della blockchain per rendere tutte le transazioni tracciabili. Matteo Tramputin è invece il titolo dell'editoriale di Marco Travaglio. Ci eravamo abituati all'idea che Salvini e anche i 5 Stelle siano i cavalli di Troia di Putin in Europa per sfasciarla in cambio di rubli, ma anche di fake news, eserciti di troll offerti dai servizi segreti russi. Immaginate il nostro spaesamento quando ieri abbiamo scoperto che era tutto uno scherzo. Salvini si piega all'agenda Trump. Pompeo fa accettare a Salvini l'agenda Trump su Cina e Russia, scriveva La Stampa. Su Repubblica, l'amicone americano non incontra Trump, ma è l'unico partner italiano affidabile e Salvini ha lezione da Trump.
Sul Corriere della Sera, Salvini a Washington, vede Pence e Pompeo, i nostri paesi mai così vicini. Il Giornale, Salvini porta a Trump la testa dei grillini. Ma come? Quel gran figlio di Putin si mette il parrucchino color pannocchia e si trampizza così di punto in bianco? E i fiumi di inchiostro versati dai nostri strateghi sulla quinta colonna dei russi per scardinare l'Europa e l'Occidente? E i signorini grandi firme che annunciavano l'imminente sbarco dei cosacchi in Italia a bordo del carroccio non ci avranno spaventati invano? E i troll russi che la notte del 27 maggio 2018 avevano assaltato il Quirinale per spodestare Mattarella con l'hashtag Mattarella dimettiti in combutta con Salvini, Di Maio, Casaleggio? Ora crollano anche quelle poche certezze e non si capisce più nulla. Sul Fatto però mi segnala un articolo a pagina 15, pagina economica, su Facebook, appunto, che lancia Libra. Il social network diventa una criptobanca. Nascono Libra e Calibra, rispettivamente una moneta digitale e un portafoglio virtuale che sfruttano la blockchain per pagamenti diretti online. Un sistema molto lontano da Bitcoin. La moneta avrà un valore fisso, sarà ancorata a una valuta reale o altri asset come titoli di Stato di paesi considerati stabili. Mentre vediamo anche Il Giornale, Salvini scarica Tria e snobba l'Europa, è il titolo d'apertura del giornale, o meglio è uno dei titoli di apertura del giornale. A pagina 3 invece la polemica di Paolo Braccarini, l'ultimo delirio a 5 Stelle, lo stipendio regalato ai Rom. La consulente della Raggi propone 6 mesi di reddito ai nomadi per invogliarli a lasciare le baraccopoli. Dal bonus per l'affitto ai rimpatri la sindaca ha collezionato soltanto flop, scrive Il Giornale. Dal giornale passiamo però al Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore apre la sua prima pagina con Draghi e il nuovo quantitative easing, ma anche con un'intervista del direttore Fabio Tamburini all'ex ministro Paolo Savona, presidente della Consob. Così porto in Consob la rivoluzione culturale dell'high tech, dell'alta tecnologia. Buona parte degli abusi di mercato passa tramite canali elettronici. Li combatteremo grazie all'intelligenza artificiale in alleanza con la LUIS, dice Paolo Savona. La Consob ha 2 obiettivi: utilizzare le nuove tecnologie per far funzionare bene il mercato e proteggere il risparmio. Per procedere nella direzione giusta occorre considerare l'habitat interno e internazionale, dice il professor Savona. Ecco perché occorre una visione complessiva da cui discendono scelte operative. Paolo Savona, presidente Consob, economista professore, classe 36, annuncia una svolta. Sta nascendo la Consob del futuro. Sarà una rivoluzione culturale. Ho ricevuto un mandato preciso. E si lascia andare a qualche considerazione personale. Questo progetto, dice Savona, è l'attrazione intellettuale che mi tiene fuori dalla forte tentazione del Sole di Sardegna, giustificando il passaggio all'ombra degli uffici della Consob. Tentazione forte quella del Sole di Sardegna per uno come lui, fiero delle origini sarde e nato a Cagliari. Che cos'è questa rivoluzione culturale? Oggi, dice Savona, buona parte degli abusi di mercato passa tramite i canali elettronici. Diventa decisivo cogliere le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale per bloccarli. Non è facile, è un inseguimento continuo tra le capacità innovative del mercato e quelle dell'autorità di vigilanza, che per essere efficace deve comprenderle il più rapidamente possibile. Un compito fondamentale per contribuire al pieno equilibrio tra democrazia, Stato e mercato. L'intervista è molto molto lunga, occupa tutta la pagina 5, oltre all'incipit in prima pagina. Intelligenza artificiale a tutela del risparmio, così ridisegno la Consob del futuro, dice il presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa, annunciando progetti di riorganizzazione. Servirebbero più che mai leader capaci di avere visioni di insieme, collegando competenze specifiche a esigenze generali. Sento molto la mancanza di personaggi che erano in grado di farlo al meglio e con cui sono cresciuto, dice Savona. La lotta contro gli abusi di mercato, resi possibili dall'innovazione tecnologica, e poi le relazioni tra democrazia, Stato e mercato. La LUIS di Roma che partecipa al progetto di intelligenza artificiale. Insomma, parecchi argomenti nella chiacchierata di Paolo Savona con il quotidiano di Confindustria. A proposito
della moneta invece di Facebook c'è da segnalare una pagina dedicata a questa questione dal Sole 24 Ore, Facebook che lancia appunto la moneta Libra, valuta digitale globale aperta e stabile, utilizzata da 1.700.000 milioni di persone, secondo il progetto. Tanti dubbi da chiarire, scrive Alessandro Graziani nell'analisi sulla questione della nuova moneta. Ogni moneta necessita di fiducia, così come qualunque sistema di pagamento si basa sulla sicurezza dei trasferimenti di contante e sulla tutela dei dati dell'utente. La nuova Libra che conia Facebook avrà queste due caratteristiche. Il roboante annuncio di Zuckerberg sulla nuova criptovaluta non scioglie ancora questi ed altri interrogativi. C'è anche un'intervista sul tema, un'intervista a Christian Catalini, docente al Massachusetts Institute of Technology e esperto di blockchain, un nuovo sistema finanziario aperto a tutti e in futuro decentralizzato, una valuta globale, semplice, scalabile, efficiente, sicura e accessibile. Questo vuole essere la criptovaluta di Facebook per creare un sistema finalizzato a dare vita a uno standard aperto per i pagamenti a livello globale. L'obiettivo di Libra Association, di cui Facebook è uno dei membri fondatori, è costruire una public utility che riduca le barriere all'accesso del sistema finanziario per abilitare l'inclusione di miliardi di persone che oggi ne sono esclusi, dice appunto Christian Catalini, che è anche impegnato nella costruzione del processo di blockchain di Facebook. Facebook connette le persone, i trasferimenti di valore sono parte rilevante delle relazioni umane. L'obiettivo è abilitare pagamenti cross-border in maniera semplice, portare nel sistema le piccole imprese escluse dal sistema finanziario. Facebook ripropone un sistema centralizzato. La blockchain perde il suo valore di decentralizzazione. Quello che abbiamo annunciato è la prima parte del progetto. Eravamo intenzionati ad avviare un sistema senza alcuna autorità centrale, simile al Bitcoin, ma ad oggi non c'è soluzione tecnologica per sostenere una massa di 2 miliardi di persone. L'opzione, diciamo così, senza autorità centrale è stata l'unica alternativa per garantire sicurezza, l'opzione anzi con autorità centrale, l'opzione non decentrata totalmente è stata l'unica per garantire sicurezza, stabilità e scalabilità. E nel contempo però garantire una rete aperta e plurale. Staremo a vedere. Mentre a Torino il polo dei treni del colosso cinese CRRC, in prima pagina sul Sole 24 Ore, CRRC, China Railway Rolling Stock Corporation, colosso ferroviario cinese per la produzione di treni e materiale rotabile, consolida il suo rapporto con la Blue Engineering, selezionandola come centro di ricerca per l'Italia. La società di Rivoli dal 1993 è specializzata in progettazione e ingegnerizzazione di veicoli aerospaziali, automobilistici, navali e ferroviari. A pagina 9 del 24 Ore di oggi c'è l'articolo di dettaglio. A Torino il colosso cinese CRRC apre un centro di ricerca sui treni. La controllata Blue Engineering entra nella rete del gigante da 30 miliardi. A Torino la sperimentazione del trolleybus messo a punto dal gruppo cinese. Un colosso del settore ferroviario, il gruppo cinese CRRC, quartiere generale a Pechino, 180.000 addetti nel mondo, 30 miliardi di fatturato. Dall'altra parte un'azienda piemontese, Blue Engineering, che coi cinesi collabora da anni per l'ingegneria e dal 2016 è controllata del gruppo cinese. Ieri è arrivato l'annuncio, la Blue sarà la sede del centro di ricerca in Italia del colosso cinese. In visita a Torino, nella sede di Rivoli della Blue Engineering, una delegazione di 60 membri provenienti dalla Cina per suggellare l'intesa e rilanciare la partnership con gli ingegneri italiani. Sono circa 200 in Italia, tra Torino, Modena e Napoli. Il riconoscimento è arrivato dai vertici di CRRC, dice Mohamed Eid, Chief Executive Officer della Blue Engineering di Torino. Prevediamo di aumentare il fatturato e il numero di addetti di circa il 20% all'anno, una ventina di nuovi ingegneri all'anno per 4 milioni di nuovi
contratti. A raccontare le potenzialità della collaborazione, il vicepresidente del gruppo CRRC, Wang Jun, che a Torino ha ribadito che il riconoscimento del ruolo di centro di ricerca per la torinese Blue Engineering darà nuova energia alla collaborazione, con ricadute occupazionali positive sul territorio. In tema di costruzione di treni, pensate un po' il volume di affari di questa CRRC cinese. I ricavi in miliardi di euro della CRRC sono 30 miliardi all'anno. La Siemens, che è il secondo produttore e costruttore di treni, è a 8 miliardi, cioè molto meno di un terzo. La Alstom a 7,3, Bombardier 6,8, General Electric 4,3. Insomma, stiamo parlando di un super colosso della costruzione dei treni. Infine, sempre dal Sole 24 Ore, rimborsati 44 milioni per le crisi bancarie. Il presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, ha illustrato i risultati delle istanze esaminate dalla Camera arbitrale tra marzo 2018 e maggio scorso, che riguardavano i soli obbligazionisti subordinati delle 4 banche poste in risoluzione il 22 dicembre 2015. L'ANAC ha esaminato 1.685 domande, ne ha accolte l'80%. I ristori ammontano a 44,4 milioni, pagati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Va anche aggiunto a questo punto che nel Sole 24 Ore di oggi c'è anche un inserto, norme e tributi, il focus sulla del terzo settore, del volontariato e ONG, statuti, procedure e regime fiscale. Slalom degli enti in attesa del nuovo registro. Lasciamo il Sole 24 Ore, diamo un'occhiata anche al quotidiano cattolico Avvenire, che mette in primo piano l'analisi di Walter Ricciardi, docente di igiene e medicina dell'Università Cattolica, già presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Il sistema sanitario in crisi? Sì, se non si interviene presto. Bisogna rimodulare le prestazioni erogate gratuitamente, ridefinire i criteri della compartecipazione alla spesa medica, avviare un grande piano di prevenzione. Tempesta perfetta con invecchiamento della popolazione, aumento delle malattie croniche, difficoltà sociali. Le previsioni mostrano per il futuro una situazione di crescenti bisogni da parte di una platea sempre più anziana e disabile. I pazienti multicronici saranno pari a quasi 13 milioni nel 2024. Se la fase economica negativa si prolungherà, ci si dovrà attendere un peggioramento delle condizioni di salute, dice l'ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Intanto chiudiamo con il Foglio. Qui c'è un lungo pezzo di Antonio Gurrado sulla maturità, la maturità nell'epoca del governo del cambiamento. Ragazzi, ecco il quizzone. Poca competenza ma molta trasparenza, le buste a scelta, come dire che prima si barava, il ruolo dei docenti sempre meno valorizzato, il caos didattico, una riforma più fumosa che ambiziosa. L'impressione è che il criterio non sia valutare le competenze ma l'onestà e l'essere buoni cittadini. Le materie da non suddividere ma nemmeno da unificare. Intanto chiedo alla regia di preparare uno stacchetto musicale perché dobbiamo riordinare le carte della scrivania che si sono complicate a dismisura, quindi un po' di buona musica. Cosa vuol dire non si sa. Comunque l'impressione è che il criterio generale non sia valutare le competenze ma l'onestà, appunto, essere buoni cittadini. Le materie da non suddividere e nemmeno da unificare, con domande tipo: ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile? Ma buttiamoci sulla preghiera di Camillo Langone, la rubrichetta del Foglio. Non avete letto che il creatore da principio li creò maschio e femmina? E allora perché voi maschi guardate il campionato di calcio femminile? Che poi, oltre a disgustare Cristo, mancate di rispetto verso voi stessi. Io non avevo bisogno di Cecchi Paone per immaginare che molte calciatrici non avessero l'uomo in cima ai loro desideri. E quelle invece di nervi ben protesi, che certo esistono, brameranno giovanotti atletici, mica voi altri tifosi da birra e da divano. Non state sostenendo un gioco innocente, cari amici. In Francia non si stanno giocando i mondiali di calcio femminile, bensì i mondiali del livellamento sessuale.
Senza lo strapotere dell'ideologia gender non si spiega il successo di questi campionati che prescrivono alle ragazze di tutto il mondo modelli contronaturali di forza, aggressività e ambizione, capaci di distruggere la più delicata femminilità. Dietro alla nuova visione prometeica c'è il segno del diavolo, dice il cardinale Sarà. State attenti, tifosi maschi, il pallone rosa è una tentazione, un'esca. Invece di gonfiarlo, bucatelo, scrive Camillo Langone. So donne queste, ma stiamo a scherzare, dice insomma Camillo Langone. Mentre un fogliante Tria, perché il Foglio ricorda che l'attuale ministro Tria scriveva proprio su Il Foglio, insieme a Giovanni Fella, altro economista. Un fogliante Tria calpesta ancora i mini bot pericolosi, illegali, non necessari, servono solo a uscire dall'euro. A proposito di Europa, rifiutando di allargarsi, l'Unione Europea tradisce la Macedonia, Tsipras e i suoi valori. Era stato detto alla Macedonia che per entrare nell'Unione Europea e nella NATO avrebbe dovuto trovare un accordo con la Grecia, che contesta alla Macedonia di essersi appropriato del nome della provincia greca. La Macedonia, da parte sua, si è sempre rifiutata di farsi chiamare in modo diverso. Ci sono voluti anni a prove di accordo e via dicendo. Alla fine Atene e Skopje hanno trovato un compromesso, tutto per l'Unione Europea, tutto per la NATO. Il quesito con cui il premier macedone ha chiesto ai suoi cittadini se fossero d'accordo col cambio del nome era un inno all'euroatlantismo. Insomma, Grecia e Macedonia si sono messe d'accordo, ma l'Unione Europea non le accoglie. E poi c'è la balla di Salvini filoamericano che si perde nell'aerospazio, secondo Valerio Valentini. Poco di altro interessante, quindi buona musica. Radio Padania Libera allarga i suoi confini. Da oggi puoi ascoltarla dal tuo tablet o smartphone con tecnologia Android o Apple. Scarica l'applicativo e potrai portare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza
Vinci, deputato emiliano della Lega e vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, nonché segretario della Lega in Emilia. Buongiorno Vinci, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, nonostante la politica interna offra abbastanza argomenti, partiamo da quella internazionale, direi, perché la rassegna stampa di oggi ci fa capire che Salvini non è più schiavo di Putin, è schiavo di Trump. Come è potuto succedere che nel giro di poco tempo siamo passati dal putinismo al trumpismo? Siccome la notizia si commenta da sola. Salvini non è schiavo di nessuno, la Lega non è schiava di nessuno. È chiaro che qualcuno che ha governato fino a poco tempo fa non piace far vedere un'Italia che finalmente ha ritrovato un proprio ruolo anche internazionale, quindi ci dipinge come schiavi prima di Putin, poi di Trump, e poi tra un po' saremo anche schiavi dei poteri forti, perché non ci stupisce più nulla. Il sovranista non è schiavo di nessuno, mettiamola così. A proposito di sovranismo, salto di palo in frasca, ma è sempre roba di attualità e di rassegna stampa. Abbiamo appena finito di ubriacarci coi giornali. I mini bot, che ne facciamo? Li mettiamo in finanziaria? Servono per pagare i debiti della pubblica amministrazione? O sono una follia che ci staccherà dall'euro e ci farà precipitare nella rovina più nera? Mettiamola così, Borghi è stato molto chiaro e sta portando avanti il prof. Claudio Borghi questo progetto già da anni. Non hanno nulla a che vedere con un'uscita dall'euro, almeno non un'uscita ufficiale come quella che ci vogliono far credere i vari detrattori che abbiamo in giro anche per il nostro paese. È semplicemente uno strumento finanziario molto, molto rapido, perché le tante aziende che devono ancora ricevere dei crediti, del denaro dallo Stato, ci sono circa 60 miliardi di euro, possono avere con i mini bot un pagamento immediato di queste somme. Che siano inseriti in finanziaria è ancora presto per dirlo, ma l'intenzione è quella di renderli operativi assolutamente, anche nel minor tempo possibile, non perché dobbiamo inventarci dei mini bot, ma perché le aziende italiane hanno bisogno di essere pagate anche velocemente, altrimenti molte purtroppo sono già andate con i libri in tribunale perché lo Stato non le ha pagate. Ecco, Vinci, sempre rimanendo all'attualità, passo ancora ad un altro argomento, perché oggi mi sembra che debutti in aula alla Camera l'esame del decreto cosiddetto crescita economica, no? Allora, 3 pillole, 4, 2, quello che è, per capire la portata di questa misura, di questa legge. Il decreto crescita dal punto di vista finanziario ed economico riunisce veramente tanti punti diversi tra loro. Per farne uno dei provvedimenti importanti è la proroga, quindi la riapertura di termini per quello che è la rottamazione ter. Quindi fino al 30 di aprile ci sono stati 1.700.000 cittadini italiani che hanno deciso di aderire e quindi chiudere i loro debiti con lo Stato. Molti non ce l'hanno fatta perché i termini erano ristretti. Con il crescita si riapre questo termine fino al 31 di luglio, dando la possibilità quindi di chiudere i vecchi debiti senza pagare interessi e sanzioni, oppure con un ISE sotto i 20.000 anche di avere dei considerevoli sconti. Questo non perché noi siamo abituati a fare degli sconti, ma molti cittadini italiani sono obiettivamente in difficoltà, e pensare di lasciare i cittadini che non possono pagare quel tipo di tasse perché si sono trovati in un momento di difficoltà e dall'altra parte avere minori entrate, abbiamo deciso di fare questa operazione a favore dei cittadini. Questa è una delle tante cose. Un'altra cosa è che i piccoli comuni era stata introdotta una contabilità molto complessa anche per i piccoli comuni. Noi tutti sappiamo che ci sono pochi dipendenti e poche risorse. Con il decreto crescita si proroga la contabilità semplificata per i piccoli comuni, quindi si dà un respiro
a tutte le piccole amministrazioni. Sempre rimanendo, ero sul sito della Camera dei Deputati, una curiosità minore, notizia minore assolutamente. Stamani è prevista anche la cerimonia di scoprimento del busto di Luigi Einaudi. Partecipano Mattarella e Fico. Permetta la domanda stupidamente provocatoria, ma cosa c'entrano Mattarella e Fico con Einaudi? Secondo lei? Diciamo che chi ha delle cariche istituzionali di così alto livello è giusto che in qualche modo partecipi anche a questo tipo di iniziative. Dopo lascio a tutti i cittadini vedere le differenze tra le persone, c'è chi li può ritenere anche migliori e chi magari li ritiene in modo diverso. Ecco Vinci, sempre dalla rassegna stampa di oggi, altra notizia completamente trascurata dai principali mezzi di informazione è La Verità, che la mette in prima pagina con il commento del suo direttore Belpietro. La notizia è che il decreto sicurezza bis non solo è stato firmato dal successore di Einaudi, cioè Mattarella, senza alcun problema, no? Quindi senza alcuna eccezione di costituzionalità, ma funziona perché la nave Sea-Watch non può più attraccare come liberamente faceva la nave olandese dell'organizzazione tedesca che portava gente dalla Libia all'Italia, e anche il TAR ha respinto il ricorso di questa nave. Ora, enfasi smisurata quando ci sono da enfatizzare gli arrivi e via dicendo, o la crudeltà di Salvini, enfasi paurosa, anzi al contrario, totale silenzio quando un provvedimento così contestato funziona e viene anche legittimato da un tribunale amministrativo. Ma i punti ritengo che sono due. Uno è che c'è una specie di negazionismo del fatto che funzioni, perché adesso che è sotto gli occhi di tutti che questo provvedimento c'è e funziona bene, la reazione di parte della sinistra è no, ma è stato un Minniti a bloccare gli sbarchi, quindi siamo quasi al ridicolo. Quindi prima hanno cercato di impadronirsene e oggi si è visto che anche dal punto di vista legislativo, con il TAR che conferma il contenuto, questo provvedimento è assolutamente legittimo. Quindi che dire, se non lo pubblicano i giornali principali penseremo noi a farlo sapere, ma questa non è una novità. La stampa si è già abituato da tempo a dover dare le informazioni direttamente ai cittadini. Allora, Vinci, sulla questione tornando invece alla questione dei mini bot, oggi i giornali, per rimanere alla nostra rassegna stampa, enfatizzano la differenza di posizioni tra il ministro dell'economia e lo stesso Matteo Salvini. Ecco, il ministro dell'economia, che gioco sta facendo secondo lei? Ma io penso che, prendo a prestito le parole di Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio, e probabilmente non li ha capiti. Glieli faremo capire. Molti dei provvedimenti che sta portando oggi avanti la Lega sono provvedimenti talmente innovativi che spesso, parlo di minibot, ma parlo anche del federalismo, dell'autonomia, sono provvedimenti così innovativi che spesso non vengono compresi inizialmente dagli altri interlocutori. Claudio Borghi ha detto semplicemente ci dovremmo incontrare e spiegare nel dettaglio il funzionamento, anche la legittimità, e penso che non ci saranno dei problemi su questo. Vinci, l'ultima questione, così proprio en passant, ne abbiamo parlato ieri più in dettaglio col sottosegretario Morrone, la riforma della giustizia. Dopo quello che è emerso, niente di nuovo sotto il sole, per la verità, nella vicenda CSM, Palamara, PD, Lotti e compagnia bella. Ecco, secondo lei che è anche avvocato penalista, se non erro, no? Sì, esatto. Allora, quali sono 2-3 principi di fondo per incardinare nel verso giusto la riforma della giustizia? Ieri abbiamo parlato per esempio di una vecchia proposta, l'abbiamo tirata fuori dal 2004, che era stata fatta in quella 14ª legislatura per consentire che almeno i vertici degli uffici giudiziari locali, cioè procuratore capo e affini, fossero eletti dal popolo, riprendendo una vecchia proposta niente di meno che del Partito Comunista Italiano all'Assemblea Costituente, no? Poi invece vinse l'emendamento Scalfaro, che è l'attuale assetto sostanzialmente, anche in tema di nomina del CSM.
Ecco, così per curiosità, lei cosa ritiene che sia veramente importante per una riforma della giustizia? So che il tema è enorme, ma diciamo due cose fondamentalissime da cui partire, secondo lei. Ma per essere il più chiaro possibile in una materia che è molto ampia, di riforme negli anni se ne sono studiate tante. Il punto fondamentale è partire dal fatto che la politica negli ultimi 20 anni, 30 anni è stata tenuta in buona parte sotto scacco e si è anche in qualche modo arresa alla magistratura, ma non alla magistratura in quanto tale, ma è proprio un potere dello Stato che ha prevalso su un altro potere. E la prima cosa dalla quale partire è partire da dei principi, come quando si fanno delle riforme veramente importanti non si va a modificare l'articolo, c'è da ristrutturare tutto un provvedimento e per farlo c'è da fissare dei punti di fondo che è la garanzia dell'imparzialità da una parte della magistratura e dall'altra di una non intromissione nella vita politica. Purtroppo negli ultimi anni ne abbiamo visto tanti casi in cui vi sono state delle pressioni. Lei è partito dicendo nulla di nuovo. Purtroppo nulla di nuovo suona molto male perché è la verità. Molti sapevano, molti giudicano la magistratura un organo in buona parte almeno politicizzato. C'è da togliere via quest'ombra, perché come per la politica si è cercato di avere un rinnovamento anche da parte della magistratura. Il metodo concreto non spetta a me dirlo, perché è più importante oggi fissare un obiettivo e poi come raggiungerlo, che ci sia un'elezione, un sorteggio o qualsiasi altro metodo verrà valutato poi dai rami del Parlamento. Bene, allora abbiamo fatto un'ampia panoramica, necessariamente a volo di alta quota, però io ringrazio Gianluca Vinci che è stato con noi, Gianluca Vinci, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, segretario della Lega Emilia. Grazie Vinci, buona giornata. Qui Parlamento. Allora, prima di entrare sulla notizia, dove peraltro affronteremo tra pochissimo un argomento diverso, perché l'altro giorno abbiamo parlato dei 500 anni di Leonardo, un'ascoltatrice, Paola, che voglio ringraziare, mi ha fornito un link interessante per un docu-fiction che è andata in onda su Leonardo, della quale parleremo tra poco, con lo storico dell'arte che ne ha fatto la curatela artistica, giusto appunto, e non con il regista, che abbiamo pure sentito e contattato, Luca Trovellesi. In ogni caso, tra poco parleremo di Leonardo, dei 500 anni di una scoperta controversa, il ritratto di Leonardo, per qualche minuto, per uscire da questa cosa qui che è la politica, l'economia, Draghi e contro Draghi. Però una cosa voglio segnalarvela, e con questo mando un abbraccio a Doina Coman, che non so se vi ricorderete è la mamma di Christian Provvisionato, un nostro amico che è rimasto per tanti mesi, 21 mesi in ostaggio in Mauritania, no? in prigionia, più che in ostaggio, in prigionia in Mauritania, prigionia di Stato, come giustamente scrive Doina sulla sua pagina Facebook. È arrivata una richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate. Durante i 2 anni, 21 mesi di prigionia in Mauritania, un funzionario italiano, durante una delle visite, ha dato 200 euro a Christian per comprarsi da mangiare. Non lo aveva avvertito che lo Stato glieli avrebbe richiesti, e oggi con gli interessi è arrivata la cartella esattoriale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, Agenzia di Milano, per chiedere indietro 222,21 euro a Christian Provvisionato. Credo che questa notizia non abbia bisogno di alcun commento, e io sono tra l'altro in ammirazione di Christian, che nonostante questa vicenda lo abbia solo danneggiato sotto tutti i punti di vista, economico, lavorativo, umano, psicologico, potete solo immaginarlo, ha dimostrato una forza incredibile. E quindi un applauso anche ai suoi genitori, che evidentemente gli hanno dato strumenti utili per la vita, che ho conosciuto e che mi pregio di conoscere, Carmine e Doina appunto,
e ha trovato un lavoro distante da qui, dalla sua Lombardia, cioè verso Mestare. Come si suol dire, si è non rimboccato le maniche, si è rimboccato le braccia proprio completamente, è ripartito sostanzialmente non da zero ma sotto zero, perché questi 21 mesi non gli hanno semplicemente lasciato la condizione in cui era, gli hanno portato via un sacco di cose e si è messo a lavorare. Adesso sarà molto felice di pagare allo Stato 222,21 euro sui 200 euro che gli aveva dato il funzionario italiano durante una visita per comprarsi da mangiare. Era diabetico, aveva bisogno di comprare da mangiare robe diverse da quelle che gli davano in prigionia. Insomma, lo Stato funziona, lo Stato c'è